Buongiorno a tutti, bentrovati in questa prima giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto. Un bentrovati a tutte le persone che sono qui presenti, ma anche alle persone che ci stanno seguendo in streaming nella pagina Facebook degli Stati Generali della Pesca, nel canale YouTube. Ringrazio soprattutto chi ha reso possibile questi 4 giorni degli Stati Generali della Pesca del Veneto che tornano dopo 7 anni. In particolare naturalmente la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, The European House Ambrosetti e la società Agriteco. Questi sono i partner principali e le persone che hanno reso possibile, le realtà che hanno reso possibile questi 4 giorni in cui verrà fatto il punto della situazione, ma soprattutto si guarderà al presente e al futuro di questo settore così importante anche come numeri, come indotto, come economia. A questo punto io non mi dilungo nei particolari, perché oggi in particolare parleremo della pesca professionale e dell'acquacoltura nelle aree lagunari e deltizie del Veneto, un fiore all'occhiello per quanto riguarda appunto questo settore in particolare nella regione del Veneto, e quindi io passo subito la parola agli ospiti e relatori di questa prima parte della nostra mattinata. In particolare io passo la parola inizialmente a Nicola Dell'Acqua, direttore generale di Veneto Agricoltura, un po' lo strumento della regione del Veneto e la realtà che ha reso possibile gli Stati Generali della Pesca e che tutti i giorni si interfaccia poi con le realtà del settore. Lascio a te la parola, Nicola, direttore di Veneto Agricoltura, lo strumento diciamo principale in mano alla regione appunto per governare il settore, per aiutare soprattutto le categorie e i pescatori e le cooperative, tutte le realtà che oggi andremo a sentire. Sì, scusate, mi sentite? Scusate, ma ci stava... Adesso mi sentite? Va bene. Buongiorno a tutti. Innanzitutto partirei con dei ringraziamenti, perché non è stato semplice organizzare questi Stati Generali, e quindi un ringraziamento agli uomini e alle donne che hanno organizzato per Veneto Agricoltura insieme alla Regione Veneto questi importanti Stati Generali. E dopodiché parlerei un attimino e velocemente di quello che è il ruolo di Veneto Agricoltura all'interno della Regione Veneto come ente strumentale, e in questo caso specifico per le giornate di oggi e sull'acquacoltura e sulla pesca. Forse è il tempo di cambiare marcia per gli enti strumentali. Gli enti strumentali forse in tempi di pace possono limitarsi a fare gli studi economici importantissimi, fondamentali, possono limitarsi a fare sperimentazioni insieme all'università, ma in questo momento è un momento di crisi per il settore, per questo settore come per gli altri, per l'agricoltura. Gli enti strumentali devono essere più operativi. Spero in questi primo anno di mandato di aver fatto capire come Veneto Agricoltura, anche su indicazione della Regione Veneto, sia entrata in campo. Insieme a Veneto Agricoltura si stanno facendo importanti attività sia a mare che in acque interne sull'acquacoltura e sulla pesca. Non voglio citare tutti i progetti, ma insomma vedo qui gran parte dei partecipanti a questi progetti, che sono più progetti specifici, sono progetti, come ci ha chiesto l'assessorato, progetti che diano uno sviluppo al settore, che possano essere d'aiuto ad ogni singolo imprenditore che opera in questi settori. Quindi un cambio di marcia fondamentale, una praticità fondamentale, che in qualche modo possa nel nostro piccolo aiutare questo settore che, come abbiamo detto, ha dei momenti ha delle onde, dei momenti positivi, dei momenti negativi come tutto, però insomma in questo periodo direi che vedo più difficoltà in un futuro che altro. Basta, io non devo dire altro, passo la parola agli altri e resto a disposizione. Grazie. Grazie a Nicola Dell'Acqua e soprattutto un buon lavoro, e visto che appunto la situazione è a onde, giusto per rimanere appunto in tema. E passo la parola a Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Qui a Chioggia era stato fatto il kick-off degli Stati Generali della Pesca, e oggi siamo qui, prima giornata, proprio a Chioggia, quindi a lei la parola. Sì, grazie a tutti, buongiorno.
Io purtroppo nella prima giornata del lancio degli Stati Generali della Pesca, il 13 dicembre, sono risultato positivo, no? Quindi la mattina non stavo molto bene, allora ho detto faccio il tampone prima di andare, positivo, allora sono rimasto a casa, ecco. Quindi mi dispiace, però ovviamente saluto tutti, ringrazio veramente l'assessore regionale Corazzari, tutto lo staff che abbiamo trovato veramente molto disponibile anche nei nostri confronti, anche ad affrontare le problematiche che sto incontrando nei primi mesi di mandato. L'assessore Corazzari ha voluto proprio partire da Chioggia, quindi è un chiaro segnale che vuole dare la Regione, alla nostra marineria, ai nostri pescatori, ai nostri imprenditori che vivono grazie ovviamente alla pesca. E lo ricordo sempre che qui oggi parleranno degli esperti del settore, dei rappresentanti anche dei nostri marinai, ma ricordo sempre che il settore, quello della pesca, è un settore importantissimo per la nostra città. Infatti spero che, come ha detto bene il direttore di Veneto Agricoltura, ci sia un cambio di passo, che non è possibile parlare, ma quando i nostri pescatori attendono delle risposte che devono arrivare anche dal governo centrale. La Regione, sappiamo, sta già facendo la propria parte, il Comune, per quanto sia possibile, sia nelle nostre potenzialità, sicuramente non ci tireremo indietro a difendere il mondo della pesca, però è un settore che non deve essere isolato, pensare a me il problema dei pescatori, no? Perché un problema dei pescatori, per noi, io da sindaco lo dico chiaramente, è un problema della città intera, perché lo dicevo prima nelle interviste, nel nostro pensiero comune si dice andiamo a Chioggia, o meglio andiamo a Ciosa, perché si mangia pesce buono, ecco. Quindi vuol dire che pesca per noi vuol dire anche turismo, vuol dire che grazie alla pesca, grazie al lavoro dei nostri custodi dell'Adriatico, vivono tante categorie di ristoratori, hotel, stabilimenti balneari, chioschi, baccari di Rivavena. Quindi ripeto, grazie al loro lavoro vive, non dico una città intera, ma è un motore trainante per la nostra città. Quindi la pesca, i pescatori, gli armatori vanno difesi senza se e senza ma, sono già costretti a subire le norme europee, che grazie ovviamente ai nostri europarlamentari stiamo cercando anche di affrontare quella cosa, norme europee, adesso ci si mette anche il caro gasolio, mi sembra che siano arrivati anche degli aiuti, però ripeto, sembra quasi che sia un destino che questo settore così importante sia veramente bersagliato da più parti, venga bersagliato da più parti. I pescatori non devono essere dimenticati. Io chiedo questo da sindaco perché, ripeto, un problema della pesca si traduce anche potenzialmente anche problemi di ordine pubblico, perché la gente o lavora in tranquillità o se vuole vivere, mi dispiace essere così brutali, va a rubare. Quindi noi dobbiamo dare tutele chiare a questo mondo, ecco, perché possa lavorare in santa pace e avere anche delle garanzie. Concludo con l'amministrazione comunale, insieme anche all'apporto della Regione del Veneto, si sta lavorando anche per pensare veramente, non solo nelle parole ma anche nei fatti, a creare veramente quello che è ormai un sogno che Chioggia attende da tanti anni, che è quello di creare un polo ittico fuori dal centro storico. Stiamo disquisendo su quello che sarà il nuovo lungomare adriatico di Chioggia, però permettetemi, pensare a un lungomare che sia ancora percorso da tir che arrivano dall'estero e partono per l'estero, questo chiaramente non fa bene alla nostra città, non fa bene al nostro turismo, perché ripeto, vedere tir che transitano in lungomare adriatico con i bambini che attraversano la strada sui passaggi pedonali per andare in spiaggia non è bello. Quindi è una nostra precisa volontà. È vero che mettere le basi adesso probabilmente si vedranno i risultati fra 10 anni, però se mai si inizia in maniera seria e concreta, mai si potrà parlare veramente di polo ittico e di trasferimento del mercato ittico fuori dal centro abitato. Niente, io vi ringrazio, auguro a tutti un buon lavoro e buona giornata. Grazie per essere a Chioggia, benvenuti. Grazie ancora all'assessore regionale che ha pensato alla nostra città come partenza di questo importante 4 giornate, questo tour di Stati Generali della Pesca. Grazie.
Ok, mi hanno fatto un cambio programma, intanto ringrazio il Sindaco che ha anticipato tra l'altro alcune delle tematiche, tanto i pescatori li sentiremo proprio oggi, quindi sentiremo quali sono le problematiche del settore. Il cambio programma è Luigi Toson, Presidente di Banca Patavina. Toson, se può portare un saluto, che è la banca che è sempre al fianco non solo del mondo della pesca, di pescatori, che la banca è proprio all'interno del mercato ittico, ma Banca Patavina è proprio un riferimento importante anche per l'amministrazione comunale, che è sempre al fianco di chi lavora, non dell'amministrazione ma veramente delle parti economiche della nostra città. Grazie. Eccolo qua. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Grazie signor Sindaco per l'opportunità. Beh, direi che da quando Banca Patavina, allora si chiamava Cassa Rurale Artigiana di Pieve di Sacco, è approdata a Chioggia circa 30 anni fa, il mondo della pesca è stato un riferimento costante. Posso anche dire che, visto che ho sentito parlare di acquacultura, che con lungimiranza siamo stati determinati nel portare l'Università di Padova qui a Chioggia con la facoltà di biologia marina, per cui anche lei può fare la propria parte. Ovviamente abbiamo uno sportello dedicato per la cassa mercato del mercato ittico, per cui siamo a fianco di questi imprenditori. Oggi è un percorso che abbiamo fatto assieme, però oggi si fa il punto per continuare questo percorso. Io penso che anche la componente finanziaria sia importante e determinante nel sostegno di questo progetto, nel risolvere tutte le problematiche che oggi ci sono. Sappiamo che il mondo della pesca è un tutt'uno anche con l'ambiente. Se guardiamo oggi che non si fa altro che parlare di sostenibilità ambientale e tutto il resto, sappiamo i problemi quanti siano e quali siano. Allora noi ci siamo, è un percorso che abbiamo fatto assieme con questa città e con questa realtà imprenditoriale del mondo della pesca. Vogliamo continuare ad esserci a fianco e dando tutto il sostegno, perché noi sappiamo e crediamo che solo facendo sistema, con i vari attori messi insieme, ognuno per la propria componente, la propria parte, si può fare qualcosa e si può andare avanti. Per cui io auguro a tutti gli operatori e quant'altro che queste giornate siano foriere, ecco, di iniziative e di risoluzione di problemi per guardare avanti. Il mondo cambia talmente velocemente, per cui dobbiamo adeguarci per essere al passo con i tempi. Quindi grazie dell'opportunità, signor Sindaco, buon lavoro un po' per tutti, direi anche per noi. Quindi grazie, buona giornata. Grazie a Banca Patavina, che se non sbaglio ha anche lo sportello proprio al mercato, esatto. Quindi diciamo faccio un passaggio calcistico ad Aldino Padoanna, direttore del mercato ittico di Chioggia, che c'erano il mercato ittico anche il kick-off, e oggi appunto è uno delle pedine fondamentali di questo sistema di cui abbiamo appena parlato. Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità qui presenti, ai rappresentanti della Regione e a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento, che vede coinvolti le istituzioni da una parte e il mondo della pesca dall'altra. Io sono stato recentemente nominato direttore del mercato ittico di Chioggia, anche se sono l'amministratore unico della società di servizi del Comune. È stato un ruolo che mi è stato assegnato dal sindaco Mauro Almerao, il quale va il mio ringraziamento per la fiducia che ha nei confronti della mia persona. Fin da subito ho messo a disposizione la mia esperienza ultradecennale all'interno della pubblica amministrazione in un campo anche tra l'altro molto delicato, che è il campo dell'urbanistica. Colgo questa occasione per dire al sindaco che avrà una doppia ombra che lo seguirà in futuro, perché avrà la sua ombra personale e la mia per la realizzazione del nuovo mercato ittico di Chioggia, perché è un polo molto importante, potrà utilizzare a suo piacimento tutte le mie conoscenze a livello tecnico per arrivare a portare a termine questo progetto molto importante per la nostra città. Io penso che la condivisione tra istituzioni e il mondo della pesca di obiettivi strategici comuni sia fondamentale anche per individuare le criticità all'interno del mondo della pesca. E oggigiorno individuare queste criticità ci permette ad avviare processi di modernizzazione perché i nostri mercati, i mercati ittici, quelli pubblici, siano competitivi con gli altri.
Quindi per cui ritengo che dobbiamo avere un occhio di riguardo del prodotto ittico. Il prodotto ittico deve essere al centro di ogni nostra iniziativa, di conseguenza l'organizzazione delle attività di pesca, di trasformazione e naturalmente di vendita del prodotto devono garantire questa centralità, da noi tutta condivisa e supportata. I problemi che ci sono all'interno del mercato ittico sono tantissimi, di volta in volta io cercherò di affrontarli, di dare delle risposte positive. In questo contesto vi auguro solo una cosa, una proficua partecipazione dei lavori per gli Stati Generali della Pesca. Grazie. Grazie mille e buon lavoro anche a lei, ovviamente, perché mi sembra che ce ne sia molto da fare. A questo punto io passo la parola all'assessore alla pesca della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, che so che si sposta di là per il quadro generale della situazione. Il Veneto ha fortemente voluto gli Stati Generali della Pesca, grandi sono i numeri e quindi a lei lascio la parola. Abbasso un attimo, ecco. Bene, grazie, buongiorno. Sicuramente anche con un po' di emozione che do avvio a questi Stati Generali della Pesca della Regione del Veneto, e quindi un motivo anche di orgoglio avere promosso questa iniziativa, in quanto sin dal 2014 si attendeva un evento che potesse mettere a confronto tutte le tematiche legate al mondo della pesca, gli operatori, e in particolar modo in un'ottica di programmazione di quelle che saranno le attività e le azioni future della Regione del Veneto nella tematica della pesca. Quindi devo fare innanzitutto dei ringraziamenti, che sono i ringraziamenti al Sindaco di Chioggia che ci ospita, naturalmente, Mauro Armelao, che ha sempre collaborato con noi in questi mesi. È stato ricordato il kick-off che si è già tenuto a Chioggia, che ha un po' anticipato gli Stati Generali della Pesca di oggi, e che sono stati per noi anche un avvio di un percorso nell'approfondimento delle tematiche. Un ringraziamento va anche al nuovo direttore del mercato ittico di Chioggia, che è appena intervenuto, il dottor Padoan, che quindi ci dà la sua collaborazione e la sua disponibilità in continuità con la gestione precedente. Per noi questo è un riferimento importante, perché sappiamo bene l'importanza del mercato ittico di Chioggia, non solo a livello della città di Chioggia, ma in un'ottica più ampia regionale. Ringrazio il dottor Dall'Acqua che è intervenuto, e tutta la struttura di Veneto Agricoltura, che così come fece nel 2014 si è occupata del coordinamento tecnico-scientifico di questo evento, nonché della sua organizzazione. Vi assicuro che è stato un lavoro approfondito, che sicuramente conoscerà anche dei momenti di intoppo durante queste 4 giornate, noi ce lo aspettiamo, però nulla è stato lasciato senza un approfondimento, soprattutto la parte tecnico-scientifica, che per noi ha una rilevanza in quanto sarà quella che produrrà gli atti di questi Stati Generali della Pesca, che dovranno poi essere la base su cui anche formulare le nostre proposte come Regione, e su questo è stato fatto un grande lavoro. Infatti in queste 4 giornate che oggi inauguriamo ci siamo avvalsi del supporto tecnico di The European House Ambrosetti per l'elaborazione di uno studio di scenario strategico sul valore della filiera della pesca e dell'itticoltura del Veneto, questo con particolare riguardo a quelli che sono gli aspetti della competitività del nostro comparto della pesca, in un'ottica naturalmente di sviluppo sostenibile nel medio e nel lungo termine. E vi è stata anche la collaborazione per le proposte gestionali, per l'elaborazione delle proposte gestionali della società Agriteco, che altresì ringrazio insieme ad European House Ambrosetti, che per noi ha fornito un prezioso supporto tecnico.
Quindi questi stati generali si svolgeranno, prendono avvio oggi a Chioggia, ma si svolgeranno lungo l'arco di tutta la nostra costa veneta. Domani sarà interessata a Porto Tolle, in particolare Pila, postdomani Caorle e chiuderemo venerdì a Venezia. La volontà di coinvolgere tutta la costa veneta è stata anche da parte nostra un segnale di quella profonda interazione, di quel legame profondo che c'è tra il mondo della pesca e la comunità veneta ed in particolar modo le comunità costiere venete e lagunari. Questo per ricordare sempre che parlare di pesca non significa parlare di un comparto, di un settore qualsiasi. Lo diceva prima anche il sindaco facendo riferimento alla realtà della città di Chioggia. I temi che occupano la pesca sono temi che non riguardano solo i pescatori, ma che riguardano la nostra comunità veneta, che hanno una ricaduta più ampia e che quindi devono essere oggetto di attenzione a un livello più ampio. Vi è un radicamento profondo del mondo della pesca, delle professionalità della pesca e della storia e della tradizione della pesca con la nostra comunità, che per noi ha un valore identitario, culturale, che vogliamo affermare e rivendicare. Questo per anche dare un segno di vicinanza e sottolineare il grande valore che queste professionalità, queste tradizioni trasmettono alla nostra intera comunità. L'obiettivo è naturalmente la finalità che ci proponiamo con questi stati generali della pesca è quello di portare un confronto tra di noi, operare un vero coinvolgimento di tutto il comparto della pesca e dell'acquacoltura e attraverso questo confronto e far emergere quelle che sono le necessità, le emergenzialità, perché le problematiche, come tutti sappiamo, ci sono gravi, sono situazioni anche impreviste e che mai si erano presentate in precedenza, ne parleremo ampiamente, ma soprattutto quello che ci interessa è individuare le grandi potenzialità di questo settore e le prospettive di crescita che siano utili a definire le nostre strategie di politiche regionali per lo sviluppo del settore. Questo deve essere fatto in un'ottica chiaramente di sostenibilità, ma la sostenibilità, così come la interpretiamo noi, è una sostenibilità prima di tutto sociale, legata a questo mondo della pesca, occupazionale ed economica, oltre che ambientale, secondo quello che prevedono anche i protocolli dell'Agenda 2030. Queste realtà non si devono mai scindere, non si riuscirà a ottenere un risultato di sostenibilità ambientale se non vi sarà il vero e pieno sostegno di quello che è il futuro del mondo del pesca, ovvero la sostenibilità economica, sociale, perché senza i pescatori non possono essere neanche portate avanti quelle politiche che sono richieste per il miglioramento della sostenibilità ambientale del settore. Tra l'altro poi dai risultati che emergeranno dal Libro Bianco della Pesca avremo degli elementi di novità molto interessanti che ci diranno quanto la pesca rappresenti un fattore positivo anche da un punto di vista ambientale e quindi quanto prezioso sia il ruolo dei nostri pescatori per portare avanti progetti di miglioramento ambientale, di pulizia del nostro mare, di gestione della risorsa ittica, di miglioramento di tutti quei parametri che ci vengono richiesti. E su questo ci sono stati dei dati veramente sorprendenti che riguardano la pesca da un lato e l'acquacoltura dall'altro. Quindi parlare di pesca professionale e acquacoltura nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici assume in Veneto delle peculiarità e delle potenzialità specifiche che devono essere sostenute e valorizzate utilizzando tutti gli strumenti e le risorse che noi avremo a disposizione. Un settore che, come dicevamo, ha anche una grande rilevanza da un punto di vista economico, occupazionale, sociale, parliamo di 3.100 imprese di pesca professionale ed acquacoltura, oltre 4.500 addetti, centinaia di imbarcazioni, circa 760 imbarcazioni immatricolate presso le capitanerie di porto di Chioggia e di Venezia, abbiamo 101 imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura, e quindi un complessivo di imbarcazioni operanti nelle acque lagunari che si sommano a quelle delle acque marittime. Acque lagunari ed artizie sono circa 850 imbarcazioni, quindi un comparto che ha un vero e proprio rilievo.
E devo dire che questo rilievo è poi legato anche a tutta una filiera che, come si diceva prima, ha una valenza prioritaria anche su altri comparti, primo fra tutti il comparto turistico, che, non dimentichiamolo, è il settore di riferimento a livello del nostro sistema economico veneto. La giornata odierna è quindi dedicata a quelle che sono le attività di pesca e acquacoltura, pesca professionale e acquacoltura, e avremo la possibilità di valorizzare gli elementi anche tecnici che saranno a supporto degli interventi che faremo. Abbiamo circa 3.100 imprese che operano all'interno delle aree lagunari in un comparto produttivo, e parlo in questo caso dell'acquacoltura, che a livello nazionale ci vede al primo posto. La Regione del Veneto può vantare quindi dei numeri importanti e da un punto di vista del fatturato al terzo posto a livello nazionale, dietro la Sicilia e dietro alla Puglia, ma per quanto riguarda la pesca nelle lagune e l'acquacoltura ha una posizione di leadership. Il tema della pesca poi verrà anche approfondito sulla tematica della gestione di quelle che sono le nostre acque lagunari, parlando di acquacoltura in particolare, con riferimento a un documento di programmazione molto importante che la Regione Veneto ha elaborato e che sta portando alla propria piena attuazione, che è la Carta Ittica Regionale. Si tratta dello strumento di gestione e programmazione dell'attività di pesca e allevamento delle aree interne di competenza della Regione, che abbiamo elaborato dopo un approfondito confronto con tutte le organizzazioni del settore. Siamo arrivati anche in questo caso ad un momento di definizione di questo percorso. Come tutti gli operatori del settore sanno, è decorso il termine per la presentazione delle osservazioni alla Carta Ittica Regionale e naturalmente vi sono state le valutazioni legate a queste osservazioni, e a seguito di questo andremo, io auspico entro i prossimi mesi, un provvedimento di approvazione definitiva della Carta Ittica Regionale da parte della Giunta regionale. Questo deve essere visto come un momento di programmazione a livello regionale, ma anche come un punto d'avvio, perché, come sempre sottolineo, la Carta Ittica Regionale deve essere uno strumento flessibile che possa anche adattarsi alle mutevoli esigenze, alle mutevoli emergenze che riguardano il settore. Però è una base di partenza che per la prima volta ci slega dalla programmazione effettuata a livello provinciale e ci dà un'ottica di programmazione regionale più ampia. Chiaramente questo è uno degli altri obiettivi importanti che ci siamo posti, ovvero quello di avere una base di normative che siano adeguate e all'altezza di quelle che sono le esigenze del mondo della pesca. Chiaramente, sottolineo ancora, viviamo un momento di difficoltà per quanto riguarda il comparto nel suo complesso. I numeri ce lo dicono, seppur in Veneto vi sia stata una maggiore resilienza rispetto alla situazione di crisi che ha interessato il settore negli ultimi anni. Sottolineo come la situazione pandemica ha sconvolto negli ultimi 2 anni tutta la filiera del settore. Pensiamo a ciò che ha rappresentato per la ristorazione, ha portato quindi ad un calo di quelli che sono i numeri legati al mondo della pesca in termini di fatturato e di produzione. A questo si somma oggi un momento di particolare difficoltà legato da una parte al contesto internazionale drammatico, che però per noi rappresenta un ulteriore aggravio nelle attività di pesca. Pensate all'aumento del costo delle materie prime ed in particolare al caro gasolio. Su questo dobbiamo essere tutti fortemente determinati a portare avanti delle misure di sostegno del mondo della pesca, di sostegno che sia un sostegno reale ed efficace. Apprendo con piacere che nell'ultimo decreto legge aiuti sono stati impegnati con un emendamento ulteriori 23 milioni di euro a sostegno del mondo della pesca, proprio per fronteggiare questo aspetto legato al caro gasolio. Ma dobbiamo anche dare una risposta che sia strutturale, di sistema, al di là dell'emergenziale. Noi abbiamo come Regione del Veneto e anche come distretto dell'Alto Adriatico, che per noi rappresenta
un momento di gestione dell'area vasta dell'Alto Adriatico molto importante. Abbiamo sostenuto le richieste delle associazioni professionali del mondo della pesca che andavano nella direzione di un'attenzione che veda nella possibilità di introdurre il concetto del fermo pesca in caso di emergenze anche legate alle conseguenze degli eventi bellici, un aspetto che possa essere una soluzione per quei momenti emergenziali che vedono l'impossibilità di esercitare l'attività di pesca e che quindi va coperta e sostenuta in modo adeguato. Ecco, detto questo, sottolineando questa grande volontà di collaborazione e di sostegno del mondo della pesca e di capacità anche di individuare le strategie del futuro, non posso fare altro che augurarvi un buon svolgimento dei lavori e dare la parola ai nostri tecnici. Grazie. Grazie Assessore, un grazie alla Regione per quello che sta facendo e per quello che farà in prospettiva per il settore. Io ringrazio i relatori di questa prima parte della nostra mattinata, le istituzioni, e auguro a tutte un buon lavoro e vi chiedo di accomodarvi in platea perché poi appunto adesso entriamo nel vivo della nostra mattinata e come anticipato tra l'altro l'Assessore faremo un quadro della situazione partendo dai numeri, partendo dallo scenario e quindi chiamo qui sul palco con noi intanto Benedetta Brioschi di The European House Ambrosetti, Alessandra Liviero dell'Osservatorio della Pesca di Veneto Agricoltura. In particolare io darei subito la parola, una volta che appunto Benedetta sale, a The European House Ambrosetti, che ha elaborato, appunto l'abbiamo sentito e citato, il libro bianco che fa il punto della situazione e uno scenario strategico in vista del futuro e in particolare di questa parola competitività e sviluppo sostenibile nel medio-lungo termine. E poi faccio sedere anche Alessandra che invece ci farà un quadro della situazione per quel che riguarda i dati produttivi e strutturali del contesto veneto, ovviamente del settore della pesca. Perfetto, buongiorno a tutti e grazie insomma per l'attenzione e per l'invito a questa prima giornata degli Stati Generali della Pesca. È davvero un grande orgoglio per The European House Ambrosetti essere coinvolti in questa ambiziosa iniziativa e permettetemi, prima di entrare nel dettaglio dei contenuti del libro bianco, di ringraziare sentitamente la Regione Veneto, a partire dall'assessore Corazzari per averci voluti al fianco di questo percorso ambizioso, ma anche Veneto Agricoltura, Agriteco, il Comune di Chioggia per l'ospitalità in questa bellissima sede e i tantissimi attori dell'iniziativa che abbiamo ascoltato e sentito per elaborare i contenuti. Ultimo, consentitemi di ringraziare anche tutto il team di The European House Ambrosetti, Oreste Poli, Giulia Tomaselli, Alessandra Bracchi, Alberto Gilardi e Roberta Braccio, che con me hanno elaborato i contenuti che a breve vi presenterò. Spero che possiate vedere bene le slide, il gruppo di lavoro ve l'ho descritto. Abbiamo fatto in questo percorso un'importante attività di ascolto anche degli stakeholder del territorio, che davvero ringrazio per i tanti spunti che hanno condiviso con noi, e i numeri che oggi vi presenterò, ma soprattutto le proposte d'azione, la cosiddetta Agenda per l'Italia, che poi presenteremo nell'ultima giornata di Venezia, sono stati davvero condivisi e scritti a quattro mani con tutti loro, quindi davvero vi ringrazio anche per il tempo che ci avete dedicato e anche per la passione verso questo settore. Quali sono i 10 messaggi chiave che emergono dalla nostra analisi? Intanto un primo elemento sull'Italia. Stiamo parlando di un settore che a livello nazionale vale circa 1,5 miliardi di euro. È un settore che anche a noi ha colpito per la sua rilevanza strategica, che spesso, devo dire, è poco attenzionata dal decisore, lo è emerso anche insomma dai saluti introduttivi, ma anche dall'opinione pubblica. C'è poca consapevolezza della rilevanza economica ma anche sociale, come citava l'assessore prima, di questo comparto. L'Italia è al 4° posto in Europa per valore della produzione, ma l'elevata qualità delle nostre produzioni, quindi veramente una produzione premium, consente al Paese di essere al 1° posto in Europa per valore unitario della produzione. Quindi vantiamo veramente delle eccellenze, dei primati come Sistema Italia, di cui dobbiamo essere
orgogliosi. Qui vedete appunto la classifica europea per produzione del settore della pesca e dell'acquacultura, quindi siamo al quarto posto con questo 1,4 miliardi dopo Spagna, Regno Unito e Francia, e nello specifico come incidenza appunto per la produzione il sistema paese vede un 66% della pesca e un 34% dell'acquacultura. Vedremo poi che la situazione della Regione Veneto è un po' diversa, e questo è uno, ve lo anticipo, gli operatori del settore lo sanno bene, dei primati su cui appunto la Regione Veneto può contare anche per affrontare con successo le sfide che sono state ricordate prima, dovranno essere affrontate nei prossimi anni. Come vi dicevo, produzione ittica premium, siamo il primo paese nell'Unione Europea e nel Regno Unito per valore unitario della produzione. Anche questo è un dato di cui sicuramente gli operatori del settore hanno consapevolezza, ma su cui forse c'è poca conoscenza anche a livello appunto di opinione pubblica e di policy maker. Cosa in questo contesto invece guardiamo appunto alla Regione Veneto. Come anticipava l'assessore Corazzari prima, la Regione Veneto è al terzo posto in Italia per fatturato del settore della pesca e dell'acquacultura, con questo valore di 158 milioni di euro che guarda il solo settore primario. Poi vedremo, aggiungendo anche il comparto della trasformazione, raggiungiamo numeri ancora più importanti. Rispetto alla ripartizione tra pesca e acquacultura della media nazionale, la Regione Veneto è più spostata verso l'acquacultura con un'incidenza del 57% e un'incidenza invece del comparto pesca del 43%, e questo è secondo noi un fattore competitivo veramente importante. L'acquacultura è ben posizionata, lo vedremo, per rispondere a 360 gradi a tutte quelle sfide di sostenibilità economica, sociale e ambientale che ci chiede la Commissione Europea, ci chiede l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e adesso a breve anche su questo vi presenterò qualche riflessione. Anche se il fatturato del settore è in calo dal 2010 per una concomitanza di fattori, devo dire è in atto oggi una tempesta perfetta, se ne parlerà in questi 4 giorni, un aumento dell'inflazione, un record storico che ci riporta indietro di parecchi decenni, ma anche un incremento dei costi energetici, del gasolio in primis, che mette molto in difficoltà le aziende del comparto, una guerra in territorio europeo, gli impatti sulle catene di approvvigionamento, quindi veramente è un momento diciamo di grandi incertezze e di cambiamento, e in questo poi si aggiungono le normative europee che hanno imposto una riduzione dei giorni in mare per la preservazione degli stock ittici. Quindi la combinazione di tutti questi fattori ha generato dal 2010 un calo medio annuo del fatturato in Veneto del meno 2,8%, una regione che però è stata molto più resiliente della media italiana, tra le più resilienti del paese, con un punto percentuale, come vedete spero dal grafico alle mie spalle, rispetto appunto alla media italiana. Quindi di nuovo voi attori del comparto siete stati resilienti. Se noi andiamo a includere anche il comparto di trasformazione, come vi dicevo prima, alla parte di settore primario, vediamo che la filiera di nuovo conferma un impatto ancora più strategico sulla regione e sul territorio. Arriviamo a un fatturato di più di $500 milioni, a quasi 5.000 in realtà occupati, 15% appunto del totale italiano, 175 milioni di euro di valore aggiunto, e poi una filiera i cui impatti vanno oltre questi confini. È stato citato prima il turismo, la ristorazione, le tante attività commerciali che sul territorio vivono proprio grazie ai contributi di questo settore. La produzione ittica del Veneto, qui vedete i dati, ha raggiunto le 46.300 tonnellate nel 2020 e si caratterizza per alcuni primati ed eccellenze di cui nuovamente anche noi, quando ci siamo avvicinati nei mesi scorsi a questo settore, siamo rimasti veramente molto colpiti. Siete la prima regione italiana per produzione di caviale, fate circa il 30% del valore nazionale, seconda regione italiana nella produzione di vongole veraci con il 40% della produzione nazionale, e vedete gli altri dati alle mie spalle. Sono tutte produzioni premium che veramente appunto ci posizionano non solo nel paese Italia, ma anche poi sui mercati internazionali, e sono primati ed eccellenze di cui andare veramente orgogliosi. Alla luce appunto di tutto questo, avvicinandoci appunto anche grazie all'ascolto degli operatori del settore a questo comparto, siamo veramente convinti che la filiera
pesca e acquacoltura in Veneto possa vantare alcune caratteristiche che la mettono in una posizione privilegiata per affrontare queste grandi sfide appunto che incombono sul comparto. Partiamo intanto da un primo punto, la frammentazione appunto del settore. In generale il settore della pesca in Italia è un settore frammentato, fatto di piccolissime imprese. La Regione Veneto è prima in Italia per numero di imprese, quindi un quarto delle imprese del comparto è in questa regione, quindi un contributo anche strategico da un punto di vista sociale, come ricordava l'assessore prima, e si tratta per più dell'80% dei casi di aziende molto piccole, la media appunto di impiegati è 1,2 per azienda. Se questo da un lato rappresenta un fattore di rischio in uno scenario ovviamente di cambiamento, di incertezza, è anche vero che avete un ecosistema di 148 associazioni, consorzi, organizzazioni di produttori che consente a queste aziende di avere la massa critica per fare tutti quegli investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, ma anche in ammodernamento della flotta e in attrazione di capitale umano qualificato che sempre di più dovranno essere le priorità dei prossimi anni. E questo secondo noi, alla luce insomma degli studi che abbiamo fatto in questi mesi, è un fattore distintivo tipico della vostra regione e può essere un asset competitivo chiave per i prossimi anni. La transizione sostenibile si inserisce in questo contesto diciamo di tempesta perfetta e come ricordava anche l'assessore prima impone al comparto di fare delle riflessioni. Noi come The European House Ambrosetti vediamo almeno 4 motivi per cui questa transizione non può essere ignorata ma deve essere gestita. Intanto lo chiedono i consumatori, ma non solo alla filiera della pesca e dell'acquacoltura, un po' a tutta la filiera agroalimentare italiana, e sempre di più il tema della sostenibilità è passato da essere un tema di moda, passatemi il termine, ad essere un tema invece estremamente sentito dai consumatori, e vedete come solo negli ultimi 6 anni è cambiato il valore. Non solo, gli stakeholder valutano sempre di più un'azienda sulla base dei valori che esprime più che sul prodotto. Se nel 2014 le scelte di consumo erano orientate, come vedete dal grafico, prevalentemente dal prodotto, dalle sue caratteristiche distintive, nel 2020 guidano i valori aziendali, quindi la cultura e i valori che un'azienda esprime, e questo vale molto anche appunto per la vostra filiera di riferimento. La sostenibilità è anche una richiesta della finanza. Questa è un'analisi che noi facciamo ogni anno con un osservatorio che abbiamo sull'eccellenza dei sistemi di governo delle aziende italiane, che fa ogni anno un'indagine su un campione di investitori appunto istituzionali che rappresentano il 15% dell'asset under management gestito a livello mondiale, quindi è un campione veramente molto significativo, e gli investitori dichiarano che tra i criteri appunto adottati nella selezione dei target di investimento la sostenibilità è al terzo posto. Non ve l'ho riportato qui in slide, ma se guardiamo questa stessa fotografia 10 anni fa, la sostenibilità proprio non compariva tra i criteri appunto di scelta degli investimenti. E se poi guardiamo a quali sono i target aziendali sostenibili considerati più rilevanti, il cambiamento climatico è salito appunto nel 2021 al primo posto. Quindi anche la finanza, prima di investire in un'azienda, guarda sempre di più la sua sostenibilità. Infine la sostenibilità è una richiesta anche della Commissione europea e sempre di più poi anche del governo italiano, che traduce le direttive europee. Sono diversi i piani appunto che sono stati fatti negli anni, la Farm to Fork, la politica agricola comune, il New Circular Economy Action Plan e tanti altri, che impattano non solo sulla filiera della pesca ma su tutta appunto la filiera agroalimentare italiana, e impongono al settore di fare su questo una riflessione. Vado veloce appunto sulla parte di normativa, troverete poi maggiori dettagli anche nel libro bianco. Quello che mi preme sottolineare stamattina e che sicuramente emergerà anche da queste 4 giornate è l'impatto che la filiera della pesca e dell'acquacoltura regionale può avere sulle 3 dimensioni chiave della sostenibilità. Come ricordava anche l'assessore, non ci può essere sostenibilità sociale e ambientale se prima non abbiamo sostenibilità economica, che è il primo punto che dobbiamo guardare e di cui ci dobbiamo occupare innanzitutto per tutelare e difendere le aziende della filiera. Dal punto di vista di sostenibilità economica, noi abbiamo calcolato che €1 di valore aggiunto generato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ne genera ulteriori 1,18 nell'intera economia, quindi un moltiplicatore complessivo di 2,18.
Questo secondo noi è un ulteriore motivo per cui è strategico occuparsi di questo comparto, perché come citava l'assessore, gli impatti non si limitano soltanto alla filiera ristretta, ma a cascata investono il turismo, le tante attività commerciali, la ristorazione che utilizzano appunto il vostro input primario, e quindi di nuovo un comparto che da un punto di vista di sostenibilità economica merita un'attenzione particolare. Sostenibilità sociale, la Regione Veneto è al primo posto in Italia per dinamismo occupazionale del settore, più 23% negli ultimi 5 anni. Ciò nonostante, visto che siamo nel mezzo appunto di una tempesta perfetta, questa occupazione va difesa, va tutelata, anche perché nella Regione Veneto rappresenta veramente un canale occupazionale importantissimo per alcune città, Chioggia in primis e tante altre che vivono appunto sul comparto. Sostenibilità ambientale è un comparto che anche dal punto di vista ambientale ha alcuni tratti distintivi che a noi hanno colpito. Avvicinandoci a questo settore abbiamo scoperto che i molluschi sono una delle poche specie carbon credit positive, cioè una delle poche specie che assorbe anidride carbonica anziché emetterla, quindi passatemi il termine di paragone, avere un allevamento di molluschi è un po' come piantare una foresta di alberi, e abbiamo fatto questa quantificazione semplice ma secondo noi efficace, che le 25.000 tonnellate di molluschi allevate sul vostro territorio in un anno assorbono 8.300 tonnellate di CO2, che sono equivalenti alle emissioni di più di 6.300 auto. Quindi di nuovo è un comparto, quello della molluschicoltura, dell'acquacultura, che può avere un ruolo chiave anche nel rispondere a quelle sfide che la Commissione europea e che le Nazioni Unite ci pongono per i prossimi anni. Non solo, è stato ricordato anche prima il ruolo del pescatore nel suo rapporto col mare, anche nel suo rapporto di pulizia del mare, di tutela e di monitoraggio dei rifiuti in mare, ma anche un po' di antenna, tra virgolette, dei cambiamenti climatici. Voi siete i primi ad accorgervi degli impatti che il cambiamento climatico ha proprio sul mare e sul territorio. E quindi nel suo complesso abbiamo calcolato che la filiera della pesca e dell'acquacultura impatta su 11 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Insieme al team abbiamo calcolato che sono 54 i relativi 169 target che in modo diretto o indiretto sono impattati da voi, quindi un ruolo anche di primo piano nell'attuazione concreta di questo programma. Nella cartellina trovate anche la mappa concettuale che riassume l'impatto appunto su questi 17 obiettivi, e anche all'interno del libro bianco la troverete. È stato ricordato anche prima, e se ne parlerà sicuramente più approfonditamente anche nelle sessioni che seguiranno, ci troviamo di fronte a 8 grandi sfide che derivano dall'evoluzione dello scenario di riferimento, che possono rappresentare veramente un'opportunità di crescita se ben colte, ma anche un fattore di rischio, una minaccia per lo sviluppo del settore se mal gestite. Di questo poi parleremo più approfonditamente anche nei prossimi giorni, in particolare nella giornata conclusiva. Nel libro bianco troverete comunque alcune considerazioni su come l'evoluzione demografica, l'evoluzione degli stili di consumo, i cambiamenti climatici che impongono ovviamente anche un ripensamento dei modelli di business possano impattare su questo settore, oltre ad alcune esigenze molto specifiche come la difficoltà per esempio di trovare manodopera specializzata e non, anche di attrarre i giovani verso un settore che è ancora molto tradizionale, ma in realtà è un settore anche ad alto tasso di innovazione, quindi se ben raccontato può essere attrattivo anche per le generazioni più giovani. Anche di questo poi ne parleremo. Sulla frammentazione già prima ho fatto qualche considerazione. Infine il ruolo che l'innovazione appunto può avere nel guidare la trasformazione del comparto. Alla luce di tutto questo, grazie anche all'ascolto di tutti gli stakeholder, delle associazioni del territorio e dei protagonisti di questo settore e alla Regione, abbiamo individuato 7 ambiti di intervento che sono prioritari per il rilancio del settore della pesca e dell'acquacultura e il dispiegamento del pieno potenziale della Regione Veneto. Li vedete nella slide alle mie spalle, ma non ve li presento questa mattina perché saranno proprio oggetto della giornata finale un po' degli Stati Generali della Pesca che terremo appunto a Venezia venerdì 8 luglio, quindi consentitemi di non entrare troppo nel dettaglio questa mattina. Chiudo semplicemente ricordandovi che siamo veramente in mezzo a una tempesta perfetta, ma ci piace molto questa citazione di Van Gogh che dice che i pescatori sanno da sempre che il mare è pericoloso, ma non hanno mai trovato in questi pericoli una ragione sufficiente per restare a riva, quindi siamo fortemente convinti che il comparto possa farcela, e sicuramente in queste 4 giornate
emergeranno tanti spunti di riflessione che ci aiuteranno insomma a capire come gestire le sfide per i prossimi anni. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona mattinata. Grazie Benedetta, anche perché sei stata perfettamente nei tempi. Quindi io passo la parola a Alessandra Liviero dell'Osservatorio della Pesca di Veneto Agricoltura per appunto i dati produttivi e strutturali del sistema. Buongiorno a tutti, non mi dilungo nuovamente anche nei ringraziamenti, anche perché è una mattinata che abbiamo organizzato volutamente, anche molto molto ricca. Abbiamo tanti interventi e dobbiamo assolutamente rimanere nei tempi, quindi io adesso ho 10 minuti per presentarvi alcuni dati che aprono, diciamo così, alle presentazioni successive. Allora, intanto una presentazione: sono Alessandra Liviero, dal 2004 coordino l'Osservatorio Socio-Economico della Pesca dell'Alto Adriatico, gestito dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario, appunto Veneto Agricoltura, e abbiamo organizzato nell'ambito di un gruppo di lavoro più ampio che vedeva la partecipazione appunto anche della Regione Veneto, dell'assessorato e gli Stati Generali della Pesca, queste 4 giornate in tour per il Veneto. E oggi, come accennava anche prima l'assessore, è una giornata dedicata alla pesca e all'acquacoltura in acque marittime interne, e quindi tutto quello che riguarda una parte molto importante della realtà della pesca veneta, quindi la pesca e l'acquacoltura che avviene nelle nostre lagune, nei nostri fiumi, nei nostri laghi, nelle nostre valli, che sono una particolarità appunto molto tipicamente veneta, e ovviamente nell'area del Tizia, Rodigina del fiume Po. Ho riportato qui alcune descrizioni perché ogni tanto ci dimentichiamo. Noi abbiamo in Veneto due grandi lagune. Abbiamo la laguna di Venezia, che è la più estesa del Mar Mediterraneo, estesa a ben 550 km quadrati, e anche la laguna del Polesine, che ha altri 84 km quadrati. Sono un patrimonio dal punto di vista sociale, economico, ambientale immenso. Per quanto riguarda la pesca in acque interne, cercherò oggi di farvi capire quanto questa conti nell'ambito del più ampio settore alieutico regionale, per cui tanto ne valsa la pena di organizzare una giornata degli Stati Generali proprio dedicata alla pesca e all'acquacoltura in acque marittime interne e anche dolci, ovviamente, proprio perché caratterizza in qualche modo il settore ittico regionale proprio per le sue particolarità. In Veneto abbiamo un'intricata rete di canali, di bacini, fiumi, valli, e quindi in questo ambiente, in questo habitat si sono sviluppati negli anni sia la pesca marittima, che vedremo comunque più approfonditamente nell'ultima giornata degli Stati Generali della Pesca, la pesca in acque interne, lagunari e dolci, l'allevamento in mare aperto, i nostri impianti offshore appunto di mitili, l'allevamento nelle lagune, la vongola filippina, l'allevamento di ostriche che sta sempre più prendendo piede, la mitilicoltura in laguna, e poi ovviamente da non scordare, molto rilevante anche in Veneto, la piscicoltura praticata sia nelle valli da pesca che nelle nostre acque interne, in tutto ovviamente con una valenza socio-economica molto importante per la nostra regione. Se andiamo a dare uno sguardo alle imprese del settore, vediamo che alla fin fine il 22% delle imprese opera nel comparto delle acque marittime e il 78% in acque interne e marittime interne. Quindi dal punto di vista proprio della struttura imprenditoriale, il grosso delle attività in Veneto è svolto appunto nelle acque interne, marittime, lagunari, interne e appunto nelle acque dolci. Abbiamo complessivamente quindi 692 imprese, le ho messe in arancione, che operano nella pesca e nell'acquacoltura in acque interne, tutte le altre, scusate, in acque di mare, mentre tutte le altre operano nella pesca e nell'acquacoltura in acque dolci. Ben 1552 imprese che lavorano nel comparto dell'acquacoltura e 631 imprese che operano
nella pesca in acque lagunari. Per quanto riguarda la parte diciamo un po' più sociale, professionale, per quanto riguarda appunto l'occupazione, abbiamo in Veneto 2690 pescatori che hanno la licenza di tipo A. La licenza di pesca professionale di tipo A è quel tipo di licenza che consente proprio la pesca professionale nelle acque interne, nelle acque dolci e anche nelle acque marittime interne, quindi nelle acque lagunari. Come vedete oltre il 73%, quasi il 74% di queste licenze è situata nel Polesine. Rimanendo sempre nell'ambito dell'occupazione, vediamo, questi sono dati in Infocamere, che come diciamo la pesca in acque marine e lagunari prevede circa un 2000 occupati, l'acquacultura in acque marine e lagunari 1577. Abbiamo fatto un'analisi di flussi di occupazione nell'arco dell'ultimo anno, del 2021, e i flussi sono praticamente le entrate e le uscite dal mondo del lavoro, e abbiamo visto che comunque è un settore ancora molto maschile, fra virgolette, chiamiamo così, e l'86,7% dei nuovi assunti a tempo indeterminato sono stati maschi, e il 13,3% di questi è personale straniero, e mentre circa l'80% dei nuovi assunti a tempo determinato invece, quindi con un contratto temporaneo, sono stati anche in questo caso maschi, però con una percentuale di stranieri, appunto il 17,6%, appunto fuori Italia. Per quanto riguarda, questa è una slide di trend che fa vedere come sono evoluti negli ultimi anni l'andamento sia delle imprese che degli addetti. Vediamo che l'acquacultura in acque marine e lagunari, a parte un leggero calo nel 2020, però continua e mantiene negli ultimi anni un trend di crescita. Idem l'acquacultura in acque dolci, i numeri come vedete non sono elevatissimi, però comunque il trend è in crescita. Il dato che riguarda la flotta, come diceva prima appunto anche l'assessore regionale, abbiamo una flotta in acque interne di 853 imbarcazioni, quindi la flotta che lavora nelle nostre lagune, nelle nostre acque interne, nei laghi eccetera, è una flotta che rappresenta il 54% della flotta complessiva veneta, che è di 1595 barche da pesca. Ho fatto la distinzione qui ovviamente per comodità appunto anche ovviamente le reti da posta, reti a strascico, le draghe idrauliche, la circuizione. Abbiamo anche una buona fetta di barche di quinta categoria, che sono le barche asservite agli impianti di pesca, che appunto in Veneto sono circa 87. Però anche questo dato dimostra come nelle acque interne, oltre alle imprese, anche il dato appunto delle barche, degli occupati, dimostri che è un settore molto molto importante nell'ambito del contesto ittico regionale. Passando al dato produttivo, qualche numero per quanto riguarda proprio la produzione della pesca professionale. Mi soffermo un attimo solo sulla pesca professionale in laguna. Appunto i cefali sono il primo prodotto, rappresentano il 78% della produzione da pesca professionale in laguna. Un passo anche sulla vallicoltura, che è appunto una produzione tipica nostra veneta, in cui appunto abbiamo le orate e i cefali che la fanno da padrona, ma mi soffermerei principalmente sui dati che riguardano la piscicoltura. I dati appunto ci sono forniti dall'API, Associazione Piscicoltori Italiani, in cui vediamo che abbiamo una elevato numero di, siamo i primi o secondi in Italia, insieme con il Friuli Venezia Giulia, per la produzione di trotticoltura. La trotticoltura rappresenta il 76,4% in volume sul totale complessivo della piscicoltura veneta e il 42% in termini di valore. Diciamo che abbiamo un fiorente settore trotticolo in Veneto.
Il dato di produzione ha avuto un aumento del 10,7% nell'ultimo anno, in valore del 34,9%, e gli impianti sono bene o male stabili, insomma siamo a un poco più di 90 impianti in Veneto. Altra produzione d'élite ovviamente per quanto riguarda l'allevamento è la produzione di vongole filippine, le vongole tipiche delle nostre lagune, con 8.416.000 kg di produzione, e le cozze ovviamente allevate in laguna, che sono una nostra ancora particolarità, anche se bene o male pian pianino stanno, dal punto di vista produttivo, sono soppiantate ovviamente dalla produzione che avviene più in mare, offshore. Ultima slide per chiudere, e così credo di rimanere nei tempi. La produzione da pesca in acque interne, acquacultura in acque interne marittime interne, il dato, il 47% della produzione avviene in acque interne e lagunari, e il 53% avviene in mare. Ovviamente la produzione di mare è la produzione da pesca che vediamo in transito dei mercati dalle nostre principali, fatta dai nostri principali sistemi di pesca, draghe, volanti, eccetera, appunto dei cogevo, e quello che arriva dalla produzione di mitilicoltura offshore. Al contrario, nelle acque interne abbiamo tutte quelle attività che abbiamo visto prima nel dettaglio: piscicoltura, vallicoltura, laguna, mitili di laguna e vongole filippine, che complessivamente producono 22.611 tonnellate di prodotto. Con questa slide ho chiuso, appunto questa relazione voleva essere il lancio alle relazioni successive, che presentano appunto le attività che sono state svolte con la Carta Ittica regionale, questo importante documento di gestione del settore ittico, acque interne della Regione Veneto. Grazie. Grazie Alessandra, sia per la presentazione che per il lavoro svolto in questi anni, e giustamente come hai detto tu, questo è il di tutti i lavori e poi del confronto che avremo tra poco, ma prima vogliamo parlare di quello che lo stesso assessore ha chiamato uno strumento di gestione e di programmazione, ossia la Carta Ittica regionale, e quindi vorrei intanto ringraziare Benedetta e ringraziare Alessandra per la loro relazione, e chiamare qui sul palco Giuseppe Cherubini della Regione del Veneto. Giuseppe Cherubini ci parla della Carta Ittica regionale per la pesca professionale e l'acquacultura, in particolare della struttura, dei contenuti e della governance di questo strumento così importante che regolamenta il settore e dà quelle che sono anche le linee guida. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. La Carta Ittica è stata evocata più volte. Voi sapete che in queste 4 giornate ognuna è dedicata a un tema particolare, è stato ricordato prima, quindi oggi parliamo di acque lagunari e quindi di pesca professionale e acquacultura nelle acque lagunari. La Carta Ittica è lo strumento di pianificazione di settore per le competenze della Regione, che quindi riguardano le acque marittime interne, le acque lagunari e le acque interne, che sono le acque dolci. È stato un percorso molto lungo che abbiamo condiviso con molti dei presenti, e quindi che molti dei presenti conoscono. Siamo partiti nel 2019 con l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica. Mi soffermo su questo aspetto perché è molto importante. Tutto quello che poi sarà previsto da un punto di vista gestionale dalla Carta Ittica è già stato valutato compatibile e sostenibile dal punto di vista ambientale a monte, ex ante come si dice. Quindi vuol dire poi che anche da un punto di vista procedurale tutto ciò che è previsto dentro la Carta Ittica è già stato valutato ambientalmente e non sarà necessario fare valutazioni specifiche poi nel momento del rilascio di atti amministrativi successivi. L'anno scorso, di questo periodo, la Giunta regionale ha adottato
adottato la carta etica, che voi sapete è scaricabile e fruibile da tutti quanti, da quando è stata adottata, e che è costituita da diversi documenti, sia di analisi sia di proposte gestionali e regolamentari, perché è importante che quando la Giunta approverà la carta etica in via definitiva verrà approvato anche il regolamento attuativo della carta etica, che sostituirà l'attuale regolamento 6/2018 che conoscete. Quindi con la carta etica andiamo a modificare sia gli aspetti gestionali sia gli aspetti regolamentari che regolano l'attività di pesca professionale e acquacoltura nelle lagune. Cosa succederà? L'ha detto l'assessore, è veramente questione di giorni. L'assessore porterà in giunta il provvedimento complessivo di valutazione delle osservazioni che sono pervenute nell'ambito della fase di consultazione, e quindi sicuramente entro il mese di luglio. Poi ci sarà l'acquisizione del parere formale della Commissione regionale per la valutazione ambientale strategica, e quindi nell'autunno avremo la carta etica approvata in via definitiva. Abbiamo avuto, bisogna dircelo, le cose bisogna dircele, sia le positive che le negative, abbiamo avuto qualche mese di ritardo dovuto a un problema delle trote, di gestione delle trote, che è altrettanto importante, che qui magari a Chioggia è meno sentito, ma vi assicuro che nella zona alpina e prealpina è molto importante, e però abbiamo risolto questo problema normativo, diciamo, in coerenza con quanto sta facendo la Regione Lombardia. Ci stiamo muovendo insieme e quindi andiamo avanti. Io vado schematico, anzi chiedo se sono troppo lungo di fermarmi, spero di no, con i contenuti della carta etica, giusto per un promemoria che poi può essere anche utile alla discussione che ci sarà in seguito dopo di me. Per quanto ci riguarda, una delle scelte della carta etica è quella della zona C, la vedete in viola, quindi la laguna di Caorle, Bibbione, la laguna di Venezia e il delta del Po, che non è cambiata rispetto alla pianificazione precedente che era fatta dalle carte etiche provinciali. Quindi con l'entrata in vigore della carta etica regionale non cambia la delimitazione della zona C, le acque salmastre e quindi le particolari regole che si svolgono all'interno di tali aree. Ci sono diversi piani di gestione all'interno della carta etica. Oggi mi sono concentrato sul piano di gestione delle acque salmastre, e vedete che a sua volta il piano di gestione delle acque salmastre è declinato in vari capitoli, in vari argomenti, i primi dei quali riguardano le attività di molluschicoltura, in particolare la venericoltura, che è un settore importantissimo da un punto di vista economico, ma è anche il settore forse più complesso da gestire e regolamentare rispetto invece e quindi non è per sminuire l'allevamento di mitili, l'allevamento di ostriche, anzi, che è emergente in questo periodo. La carta etica ne parla meno, ma perché sono più facili da gestire e immediatamente, diciamo, consentiti una volta ottenuta appunto la concessione demaniale. Quindi vedete, i primi capitoli riguardano la molluschicoltura. C'è anche un capitolo che riguarda la pesca dilettantistico-sportiva, che soprattutto in Laguna di Venezia, ma anche sulle lagune del Delta, è un'attività, diciamo, svolta con particolare intensità, e anche questa quindi va gestita e regolamentata. E poi altri aspetti della pesca tradizionale, con reti da posta, con le nasse, fa un focus per fare chiarezza su la produzione di moecche, e quindi anche su cose di dettaglio. L'ultimo capitolo riguarda la vallicoltura, anche in questo caso per avere una serie di linee guida che consentano, nel caso della vallicoltura è abbastanza facile, di considerare anche formalmente l'attività di allevamento e di impresa come attività sostenibile, e quindi ambientalmente sostenibile e autorizzabile immediatamente. Per la venericoltura sono state individuate delle aree che generalmente sono state ampliate rispetto alle carte etiche precedenti delle province, e sono stati individuati 4 comprensori di gestione,
Laguna di Caorle, Laguna di Venezia, Delta del Po a nord del Po di Maistra, quindi i comuni di Portoviejo e Rosolina, e Delta del Po sud, Porto Tolle. In questi comprensori la Regione si propone di incentivare forme di gestione complessive e omogenee all'interno del comprensorio. Ovviamente ogni comprensorio ha le sue tradizioni, ha le sue particolarità geografiche, e quindi un lavoro che sarà da fare insieme subito dopo l'approvazione della Carta Ittica, ma che è già cominciato, e anzi va benissimo che vada in parallelo, è quello di individuare la forma di gestione più opportuna per ciascuno di questi comprensori, che non è detto che sia uguale per tutti e quattro, ma dovremo appunto valutare insieme quali sono le forme di gestione più opportune. La Carta Ittica individua questa possibilità del soggetto gestore unico, che è quanto viene già fatto per esempio in Laguna di Venezia, e anche qui c'è da valutare se questo modello può andare bene per alcuni dei comprensori e quali, e come applicarlo concretamente alle diverse realtà territoriali. Viene riconosciuto nella Carta Ittica che quello dell'allevamento di vongole e della pesca professionale di vongole in Veneto è un comparto importantissimo, l'avete visto prima con la relazione della dottoressa Brioschi. È un comparto complesso dove la divisione normativa che c'è a livello europeo e anche a livello nazionale tra acquacoltura e pesca professionale, nella realtà dei fatti sul campo, nelle nostre lagune, non è così facile. In realtà abbiamo a che fare con un sistema che molto spesso è misto, le stesse imprese fanno sia acquacoltura sia pesca professionale, e quindi quello che la Carta Ittica ha cercato di fare è di rendere conto di questo sistema misto che c'è nella realtà dei fatti, e per quanto possibile renderlo compatibile con quelle che sono appunto le normative sovraordinate. E quindi per ogni laguna abbiamo previsto aree dove potenzialmente si può sviluppare l'allevamento di vongole, aree dove invece è preferibile dedicarle alla pesca professionale di vongole, e le aree nursery, che invece sono quelle aree importanti da tutelare per la produzione di seme, che sapete che è il collo di bottiglia e diciamo uno degli elementi fondamentali dell'allevamento. Quindi con la Carta Ittica cerchiamo di essere flessibili e di dar conto anche amministrativamente della complessità della realtà delle lagune. Poi entriamo anche nel merito di altre attività, per esempio quella delle reti fisse, che è un'attività tradizionale di per sé sostenibile, però non basta dirlo, bisogna anche dimostrarlo. Quindi con la Carta Ittica abbiamo cercato di dimostrarlo. Oltre allo strumento di pianificazione c'è un rapporto ambientale che per ogni attività dimostra la loro sostenibilità, per cui, come dicevo prima, anche essere entrati nel dettaglio sulle reti fisse e sulla pesca tradizionale ci sarà molto utile, perché poi ci consente di non affrontare la parte di valutazione ambientale per ogni singola autorizzazione. Abbiamo fatto tutto a monte, quindi molto spesso abbiamo dettagliato alcune cose nella Carta Ittica non per andare a limitare o andare per fare un lavoro enciclopedico, ma perché questo ci consentiva dopo amministrativamente, speriamo sia così, di ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni amministrative e di saltare la parte di valutazione ambientale, non perché meno importante, ma perché fatta a monte. Questo è uno degli scopi principali della Carta Ittica. Sì, qui anche sempre tornando a parlare di molluschicoltura, quello che cercheremo di fare nei prossimi anni è di mettere a sistema i 3 livelli autorizzativi che sono necessari per un'attività di allevamento, in particolare di molluschicoltura, quindi il livello della concessione all'occupazione e all'uso dello spazio acquademaniale, il livello dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di acquacoltura e il livello della registrazione ai fini igienico-sanitari. Già da quando sono passate le competenze alla Regione, quindi da un paio d'anni, stiamo lavorando
da un lato con i geni civili, col Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto per la Laguna di Venezia e con i servizi di prevenzione e le ASL, per rendere quanto più coordinati possibile questi 3 livelli e per fornire alle imprese e quindi ai nostri utenti una collaborazione e un dialogo a monte. Il sogno sarebbe, ma penso che ci potremmo riuscire in qualche anno, un paio d'anni, ad avere una banca dati unica e un unico sistema di rilascio delle autorizzazioni, per cui l'operatore arriva già in modo molto il più possibile veloce ad avere entrambi i 3 livelli autorizzativi: occupazione, spazio acqua demaniale, autorizzazione attività acquacoltura e autorizzazione e registrazione ai fini igienico-sanitari. Questi sono alcuni dati, sempre parlando di venericoltura, perché vi ho detto che è il sistema più complesso, e quindi sul rilascio delle concessioni, perché pur prevedendo la possibilità di avere un soggetto gestore unico, la carta ittica prevede una serie di criteri per il rilascio delle concessioni che sono diversi anche qui rispetto alle caratteristiche dei singoli territori. Quindi 3 ettari massimi per addetto in Laguna di Venezia, 0,75 nelle lagune nord del Po e 1 ettaro ad addetto per quanto riguarda le lagune del sud. Dopo la carta ittica ci sarà appunto da rivedere e confermare le concessioni demaniali in tutte le aree e tutte le autorizzazioni, ovviamente partendo dal presupposto che è anche il principio che c'è in agricoltura del diritto di prelazione di chi già sta lavorando nelle aree. Quindi il primo criterio che la carta ittica fissa per il rinnovo delle concessioni è quello del diritto di prelazione su chi sta lavorando in un'area già assegnata. Altre attività di molluschicoltura: tendiamo a separare le attività dei molluschi tipici di mare da quelle di laguna, fatto salvo alcune realtà molto interessanti che già ci sono in Laguna di Venezia e che devono rimanere, del tartufo di mare per esempio, che quindi viene salvaguardato ovviamente le attività esistenti, e diciamo dando la massima disponibilità per gli allevamenti invece con tecniche in sospensione, come sono quelli dei mitili e delle ostriche, che quindi hanno meno spazio nella carta ittica, ma non perché non siano importanti, ma perché diciamo sono più facili da regolamentare e da gestire. Qui adesso vado un po' veloce, adesso non so come siamo messi coi tempi, guardo. Allora andiamo per lasciare spazio, quindi vado veloce. Una serie di interventi che la carta ittica ritiene utili e che in qualche modo consegna ai soggetti gestori per una buona gestione delle aree, che sono cose che conoscete e che tutti i giorni sentiamo, dall'asporto di macroalghe all'edificazione delle acque, e insomma una serie di cose che il soggetto gestore può unitariamente portare avanti in modo molto più agevole rispetto a quello che potrebbero fare le singole imprese anche molto piccole. Un accenno al limite per invece i pescatori dilettanti, che viene abbassato a 2,5 kg tra molluschi, crostacei e ricci, quindi questa è un'importante modifica almeno per quanto riguarda la Laguna di Venezia. E scusate se vado veloce, l'ho detto prima, ma delle linee guida per la vallicoltura che ci consentono appunto anche in questo caso di dare delle autorizzazioni particolari di validità durata di 10 anni, come vedete, per le valli, in quanto veramente l'attività di acquacoltura lì è abbastanza facile dimostrare, cosa che è stato fatto nel rapporto ambientale, la loro sostenibilità. Io ho finito, sono stato un po' veloce, ma insomma molti di voi appunto il contenuto della carta ittica la conoscono. Gli interventi che ci saranno dal mio in poi saranno, spero, molto operativi, e quindi entreranno nel merito, perché poi questo strumento gestionale lo dobbiamo usare, lo dobbiamo adattare agli interessi comuni di tutti, e quindi ci sarà da lavorarci insieme sopra e per gli atti conseguenti. Vi ringrazio.
Grazie mille, quindi sentiremo dai diretti interessati quali sono poi le proposte e come si può lavorare insieme. Grazie alla Regione del Veneto anche per questa carta etica regionale. Adesso entriamo nel vivo e diamo voce alle parti sociali, in particolare sempre appunto rispetto all'argomento del giorno, quello della pesca e dell'acquacoltura del Veneto, e quindi io chiamo qui sul palco con me in particolare Carlo Muccio della Willa Pesca del Veneto, Pierpaolo Piva della FAI CISL del Veneto e Mauro Baldi della FLAI CGL del Veneto. Quindi abbiamo i 3 sindacati di categoria appunto che ci racconteranno sulla base anche di quello che abbiamo appena sentito, quelle che sono un po' le problematiche del settore ataviche e quelle che sono poi le problematiche attuali, dalla situazione Covid a purtroppo la guerra in Ucraina e l'aumento dei costi, il carburante e non solo. Vogliamo fare un attimo il punto della situazione e quindi vi faccio accomodare e lascio anche a voi la parola. Intanto sicuramente aggiungo che tutte le slide che abbiamo visto e che magari sono state veloci perché i tempi sono contingentati, siamo in tanti questa mattina a dover parlare, saranno disponibili sul sito di Veneto Agricoltura di qui a oggi, nei prossimi giorni, quindi a disposizione per chi volesse poi approfondire le relazioni che abbiamo appena ascoltato. Ecco, ne approfitto già per anticipare questo. Prego, a lei la parola. Grazie, ringrazio la nostra amministrazione e il mercato ittico che ha avuto questa bellissima idea, no, degli stati generali, che poi comunque giustamente se l'è presa la regione e l'ha fatta sua e l'ha ampliata, l'ha fatta diventare un qualcosa di molto più grosso. Io sono Carlo Muccio, sono il segretario veneto quindi di tutta la regione Veneto della Willa Pesca, della WIL, e quindi faccio parte delle organizzazioni sindacali, quindi le parti sociali. E in breve noi rappresentiamo, visti e sentiti i numeri di prima, almeno 3.000 addetti al comparto, quindi di questo comparto. Quindi soprattutto le persone che sono imbarcate. Questo è un settore, quindi quello dei pescherecci, dove forse è l'unico settore in Italia dove non c'è nero, dispiace dirlo. A bordo dei pescherecci non esiste una persona che non è non assicurata. Questa è una cosa che dobbiamo vantarcene, perché poi comunque è regolata dalla Capitaneria di Porto, quindi potremmo prestare delle idee anche agli altri servizi. Noi il nostro ruolo qual è? La pesca, io ho apprezzato tantissimo la dottoressa Brioschi e sarebbe bello tutte le mattine ascoltarla, perché è stata veramente positiva sul nostro comparto. E poi quando ha citato appunto gli 11 su 17, e il primo è quello della lotta alla povertà, là devo ricordare che un imbarcato purtroppo non supera i 9, 10, 11.000 euro all'anno di reddito lordo. Quello della pesca è un'altra delle peculiarità italiane e secondo me è bellissima, anche questa da portare negli altri settori, che è quello della parte, cioè a bordo si è una famiglia e se questa settimana abbiamo guadagnato tolte le spese, noi ci dividiamo il resto. Quindi questa è una cosa che non esiste in nessun settore lavorativo di oggi. Diciamo che è una cosa veramente molto bella, culturale, e che ha dato tanto forza a questo settore. E ciononostante, ecco, il ruolo di noi sindacati, noi cerchiamo, e se ne sta parlando tantissimo, che ci sia
un minimo, perché sebbene è stupendo dire siamo tutti nella stessa barca e quindi ci dividiamo quello che guadagniamo, però sappiamo benissimo che i periodi di pesca non sono tutti uguali, quindi ci sono alti e bassi. Allora noi sindacati cerchiamo di fare in modo che ci sia almeno un minimo sindacale e abbiamo introdotto il minimo monetario garantito. Dopodiché stiamo chiedendo con forza, l'avete sentito dire, la CISOA, che da gennaio già i pescatori stanno pagando, la CISOA e la cassa integrazione, e stiamo chiedendo che avvenga per il momento e per l'agricoltura, ma noi stiamo chiedendo di applicarla anche alla pesca, perché cito un'altra volta la dottoressa Brioschi con la frase, no, che io esco in mare anche se è brutto tempo, vorremmo farlo, lo fa il pescatore, quindi in questo è eroico e bellissimo, però noi vorremmo, siccome stiamo parlando di pescherecci che hanno 60-70 anni anche, allora vorremmo che la sicurezza sia al primo posto. Quindi chiediamo la CISOA non solo per i periodi di fermo biologico, come tra poco c'è qualche eco, come tra poco ci sarà il fermo biologico, ma la CISOA ci consentirà di non uscire in mare nelle condizioni meteo avverse, si dice, quindi rischiare la vita. Purtroppo si muore ancora in acqua e purtroppo non abbiamo ancora una legge sulla sicurezza nella pesca che possa essere adeguata alle condizioni di una battuta di pesca. Quindi il nostro ruolo è quello di far sentire la voce degli imbarcati. Quindi in questo noi chiediamo non solo allo Stato, per esempio ringrazio Corazzari perché sta veramente dimostrando tantissima sensibilità, credo che sia veramente tantissimo impegnato, lo vediamo tutti i giorni per il nostro tema, e quindi per esempio per noi sindacati c'è una legge degli anni 90, una legge regionale che non ci consente di partecipare al tavolo azzurro. Corazzari lo sa, stiamo attendendo che anche la politica possa rifare questa legge, perché insomma sì, le aziende è giusto che siano a quel tavolo, le organizzazioni datoriali, ma è giusto che siamo al tavolo anche noi che rappresentiamo gli ultimi. Quindi è bene poter portare questi stimoli e d'altronde, e poi concludo, lascio la parola ai miei colleghi, penso di stare, no? E concludo dicendo che infatti per noi la sicurezza a bordo è prioritaria. Solo negli ultimi 3 anni abbiamo formato quasi 1000 pescatori e li abbiamo formati sui temi chiave della sicurezza: il primo soccorso, l'antincendio, i responsabili. Quindi noi, proprio sapendo che il mestiere del pescatore è uno dei mestieri più logoranti e anche meno sicuri, noi in questo stiamo riuscendo a battere il martello, a battere il pugno, a farci sentire. E quindi solo l'anno scorso abbiamo formato 340 pescatori, quest'anno ci accingiamo a formarne ancora, questo senza nessun aggravio alle aziende, agli armatori.
Vi ringrazio ancora e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie mille, vi ringrazio anche perché state tutti rispettando i tempi, quindi abbiamo modo tutti di parlare, quindi veramente grazie. Pierpaolo Piva, FAI CISL di Venezia. Grazie, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio per l'invito, credo che lascia spazio anche alle parti sociali per parlare appunto di questi due settori molto importanti, cioè pesca e acquacoltura, sia sicuramente di fondamentale importanza. Diciamo che io cercherò nel mio intervento di far vedere questi due settori sotto la prospettiva sindacale. È stato deciso di dare un taglio tecnico appunto a tutte queste giornate, quindi cercherò anch'io per quanto possibile di dare un po' di taglio tecnico appunto a questi due settori. Parliamo chiaramente di pesca lagunare, di acquacoltura, i numeri sono già stati detti prima, quindi abbiamo un indotto di lavoratori molto importante. Apro una parentesi, è un peccato comunque oggi non vedere i pescatori, sarebbe stato bello vederli i pescatori presenti in sala, magari le prossime occasioni sicuramente li vedremo. Allora, per quanto riguarda l'acquacoltura, che è comunque un settore molto importante anche per il Veneto, ma anche per tutto il territorio nazionale, il contratto che viene applicato è il contratto agricolo, seguito da un contratto provinciale, quindi ogni provincia, per quanto riguarda l'agricoltura, ha un suo contratto. All'interno appunto di questo contratto provinciale o meglio, a fianco a questo contratto provinciale c'è un ente bilaterale. In questo ente bilaterale si danno dei servizi ai lavoratori dell'acquacoltura, quindi tutti i servizi di welfare, parlo di integrazione di malattie e infortunio, assegno di natalità, assegno scolastico per i figli dei lavoratori. Quindi una forma di welfare per questi lavoratori molto importante, anzi da sponsorizzare, perché purtroppo in alcune aziende, soprattutto le aziende medio-piccole, acquacoltura, vallicoltura, ancora non conoscono. Per quanto riguarda invece il settore della pesca, purtroppo le tutele sono ridotte al minimo. Sono ridotte al minimo perché a parte la pesca al settore industria, dove viene applicato il contratto appunto dell'industria, per quanto riguarda la pesca lagunare abbiamo la maggior parte delle barche sono associate o a di cooperative di servizio o a cooperative armatrici. Ai lavoratori sono inquadrati con la vecchia normativa legge 250 del 1958, quindi un secolo fa, o sono inquadrati con il contratto della cooperazione. Il contratto della cooperazione stipulato da FAI, FLAI, Huila e Alleanza Cooperative è un contratto relativamente nuovo, diciamo che 20 anni fa questo contratto non c'era, ed è un contratto che permette al lavoratore di avere un minimo monetario garantito e una retribuzione alla parte. Con il minimo monetario garantito e con la retribuzione alla parte, quindi con l'inquadramento appunto a questo tipo di contratto, il lavoratore può accedere agli unici ammortizzatori sociali che purtroppo abbiamo nella pesca, e cioè ad oggi la NASPI. Non c'è più la cassa integrazione in deroga perché chiaramente è finito il periodo di emergenza, quindi ad oggi questo è l'unico ammortizzatore. Il lavoratore che invece è inquadrato soltanto nella legge 250, socio di una cooperativa, purtroppo non è coperto da nessun tipo di ammortizzatore sociale, senza contare che per tutti i pescatori nel momento in cui si sbarcano per malattia corrono il rischio di non essere più reimbarcati dal datore di lavoro che lo ha sbarcato per malattia. Allora, qual è l'obiettivo futuro? L'obiettivo futuro è quello di armonizzare questi due settori, quantomeno attraverso gli ammortizzatori sociali. Si è parlato tante volte di CISOA. La CISOA l'abbiamo in agricoltura, l'abbiamo quindi nel settore dell'acquacoltura, e quindi la CISOA deve entrare nella pesca. Io spero veramente, dopo tante parole, dopo tante anche promesse a livello ministeriale, che la CISOA per la pesca sia attuativa
questo autunno, perché non possiamo più parlare e dire c'è la CISOA, ma di fatto la CISOA non c'è, perché deve essere ancora attuativa. Ultimo step e poi chiudo, per quanto riguarda la sostenibilità, no? Si parla spesso di sostenibilità ambientale, ma credo sia anche giusto parlare di sostenibilità sociale, una sostenibilità sociale che garantisca condizioni sicure ed eque alle imprese, ai lavoratori e anche ai consumatori. La CIS fa parte del Comitato Consultivo Europeo dell'Acquacultura, che tra l'altro vedo anche con Andrea Fabris dell'API e con altri attori a Bruxelles, dove spesso parliamo appunto di sostenibilità sociale, dove spesso si parla, all'ultimo incontro si parla di come attrarre i giovani a questo settore, e credo che l'obiettivo futuro anche per i due settori, non solo dell'acquacoltura ma anche della pesca, sia quello di introdurre la clausola di condizionalità sociale, così come è stato fatto nella nuova PAC per l'agricoltura. Io chiudo, vi ringrazio e buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Ultimo appunto intervento rispetto al ruolo delle parti sociali, Mauro Baldi della FLAI CGIL del Veneto. Sì, intanto ringrazio per l'opportunità che ci è stata data di essere presenti in questi importanti momenti appunto degli Stati Generali della Pesca. Si parla molto nell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. È naturale che lo sviluppo sostenibile parte da una serie di cose, almeno da quello che noi pensiamo. La sostenibilità viene data dalla possibilità di avere un prodotto in mare e che quindi con un mare anche sostenibile, ma che questo prodotto sia poi di sostegno per chi ci lavora in questo settore. Quindi nel momento in cui rischiamo di avere la mancanza di prodotto, rischiamo poi di mettere in discussione e quindi in difficoltà le imprese che vi operano e tutti i dipendenti. Ecco che quindi sostenibilità vuol dire anche questo, la sostenibilità, e difatti ritengo importante un punto, l'obiettivo 8 che si è data l'Agenda 2030, che è quello di incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e quindi un'occupazione piena e produttiva. E visto che noi rappresentiamo i lavoratori, un lavoro dignitoso per tutti. Un lavoro dignitoso vuol dire che dà la possibilità di poter portare a casa quell'aspetto fondamentale che è l'aspetto economico per far vivere la propria famiglia in maniera dignitosa. I problemi ci sono. Io arrivo da un territorio, Rovigo, conosco molto bene il Delta del Po, saluto il sindaco di Porto Tolle che è presente, come l'assessore Corazzari, che siamo più o meno dello stesso territorio e quindi ci conosciamo. Quali sono le problematiche che sono emerse in questo ultimo periodo? Problemi che veramente sono seri, ma che immagino che la Regione Veneto saprà poi riuscire a portare a termine e fare in modo di eliminare queste problematiche. Abbiamo delle problematiche serie, strutturali, che riguardano la moria attualmente, visto anche il tema climatico che ci troviamo di fronte, quindi quell'emergenza che veramente ci dovrà far pensare e far discutere anche come vivere nel futuro in modo sostenibile, no? Guardiamo gli eventi climatici che stanno avvenendo, guardiamo il Po, guardiamo la siccità che vi è, che riguarda l'agricoltura ma riguarda anche la pesca. Guardiamo la salinità che sta aumentando sempre di più, che sta andando all'interno del fiume Po e che mette quindi a rischio le coltivazioni che abbiamo di valore e di pregio nel delta, che sono le vongole, i mitili, le cozze, e al tempo stesso le problematiche che abbiamo per chi va a pesca. Se pensiamo a Pila, ancora un qualche problema lo abbiamo per chi esce in barca dalla bocca di porto di Pila.
dove devono essere assolutamente portati a termine e in maniera perentoria, e che rimangano quindi poi lavori ultimati e che siano di aiuto per chi lavora, per chi esce in mare, e non uscire in pericolo. Quindi sono questi temi importanti che, almeno da un mio punto di vista sindacale, perché noi rappresentiamo sì i lavoratori, ma rappresentiamo anche perché nel momento in cui non avremo più i datori di lavoro, diciamolo così, o i pescatori, è naturale che se non abbiamo questi non abbiamo nemmeno chi noi poi rappresentiamo. E quindi è un bene per tutti il fatto che tutti stiano bene e tutti possano vivere e lavorare in maniera dignitosa e dare un contributo all'economia del territorio, perché ricordiamolo, il Delta, come tutta la provincia di Rovigo, è un territorio povero, i redditi più bassi di tutta la regione Veneto come provincia, un forte aumento di disoccupati, e sul Delta questo tipo di economia che dà un valore aggiunto molto importante al territorio e che fa ancora rimanere i lavoratori e i cittadini nel territorio, quindi quella resilienza di cui tanto si parla, è naturale che la resilienza rimane nel momento in cui abbiamo la possibilità di lavorarci. Nel momento in cui non ho più questo, purtroppo il Polesine ha già avuto negli anni 50 una forte immigrazione dovuta a un evento climatico che è stata la rottura del Po e quindi l'inondazione. Adesso non vorremmo che si ripetesse un ulteriore, perché? Per il fatto che manca quella cosa fondamentale, che è quella cosa che fa vivere bene tutti, che è il lavoro. Quindi ringrazio per questa opportunità veramente che ci è stata data. Auguro buon lavoro a tutti e viva, sperando che le cose veramente possano andare meglio. Grazie a tutti. Grazie mille anche alle parti sociali, un buon lavoro anche a voi, e appunto abbiamo sentito parlare di sostenibilità, che è un po' la parola che ci accompagnerà in questi 4 giorni, è un po' la visione futura delle cose, anche quella presente. E adesso vogliamo appunto dare voce agli addetti ai lavori, come abbiamo detto in questo workshop un po' finale di questa prima giornata, e quindi io chiamo qui sul palco con me in particolare Alessandro Faccioli di Impresa Pesca di Coldiretti Veneto, Oliver Martini di Confagricoltura Veneto sezione Vallicoltura, adesso poi ci metteremo qui davanti, vi faccio intanto salire, Marilena Fusco della CIA Pescagri, Andrea Fabris dell'Associazione Piscicoltori Italiani, Antonio Gottardo di Lega Coop Agroalimentare, Paolo Tiozzo di Feder Coop Pesca e Gianni Stivalla AGC Agrital Veneto, che appunto daranno vita a questo workshop in cui parleremo dell'approfondimento proprio del tema del giorno, quello della pesca e dell'acquacoltura nelle aree lagunari, con le proposte degli operatori, degli addetti ai lavori. Avete sentito, siete stati presenti all'inizio di questa nostra mattinata, abbiamo fatto un quadro della situazione, ma visto qual è lo stato attuale, quali sono anche le prospettive future, e abbiamo detto appunto su che cosa bisogna lavorare. Voi siete gli attori principali, quindi a voi voce, a voi le proposte, a voi speriamo poche critiche, ma se ci sono sicuramente costruttive, per appunto aiutare il settore. Abbiamo visto quali sono le difficoltà, ma anche quali sono le potenzialità. Come avevamo stabilito, vi chiedo una piccola presentazione del vostro piccolo grande mondo, magari molto in sintesi, perché io farei 3 giri di domande un po' sulla presentazione della vostra realtà, quali sono le problematiche, e poi chiudiamo con quali sono le prospettive e le vostre proposte. Io inizierei proprio in ordine come vi ho presentato, e quindi inizierei con Alessandro Faccioli, Impresa Pesca Coldiretti Veneto. Microfono dov'è? Si sente? Eccoci. Ok, sarò brevissimo, grazie dell'invito. Assessore Corazzari, con tutte queste difficoltà, molte sono state le battute, ma cosa andiamo a fare là? E invece proprio in questi momenti qua, che tutti quanti assieme possiamo trovare degli stimoli, degli spunti per superare queste difficoltà. Coldiretti Impresa Pesca è una delle associazioni di categoria rappresentate in tutto il territorio del Veneto,
e quindi partendo da Caorle e arrivando a Scardovari abbiamo trasferito questi dati al Ministero piano triennale, circa 550 imprese, tra cui reti di imprese, consorzi, cooperative, società agricole, società diverse. È articolata in tutte le arti e mestieri, e quindi dalla pesca marittima alla pesca lagunare all'acquacoltura, eccetera eccetera. I nostri addetti sono circa 850. Grazie anche per la velocità. Prego. Buongiorno a tutti, sono Marilena Fusco, sono segretario nazionale di CIA Pescagri. Siamo nuovi perché Pescagri è nata nemmeno 2 anni fa per volontà di CIA, che era l'unica associazione a livello nazionale che non aveva il settore ittico e dell'acquacoltura. Le richieste erano tante nelle nostre sedi a livello nazionale e perciò CIA ha deciso bene di creare questo settore. Noi abbiamo oggi al 90% aziende e imprese di acquacoltura, però la nostra associazione si occupa sia di pesca che di acquacoltura. E noi guardiamo avanti, guardiamo al futuro. Io sono qua con i colleghi, molti di loro, direi quasi tutti, ci conosciamo da molti anni perché io provengo dalla regione Veneto e mi sono sempre occupata di questo settore. E perciò l'appello è sempre positivo e propositivo ai miei colleghi, dicendo loro che le associazioni, per fare il bene del settore, devono mettersi insieme se veramente vogliono risolvere i problemi, perché oggigiorno essere i primi della classe non fa bene a nessuno. Grazie. Grazie a tutti. Federcopesca, associazione di categoria di rappresentanza storica. Io sono Paolo Tiozzo. Ho l'onere e l'onore di rappresentare anche la pesca in Veneto, oltre che quella nazionale, da qualche mese. È un'associazione di rappresentanza del mondo cooperativo che, assieme all'Alleanza delle Cooperative, dove mettiamo assieme AGC Agrital e Lega Coop Agroalimentare, rappresentiamo l'80% della pesca sul territorio, almeno del mondo cooperativo. Questa è una realtà, il Veneto, che più di altre parti d'Italia può dire la sua, perché abbiamo le lagune che a livello del Mediterraneo sono le più importanti, le più coltivate, le più elevate, e da questo ne derivano tutti i problemi conseguenti. Ma credo di avere modo poi di spiegarlo più avanti. Grazie. Grazie mille. Grazie, Andrea Fabris, sono il direttore dell'Associazione Piscicoltori Italiani. È un settore che oggi è un po' in parte, nel senso parliamo di acquacoltura anche in acque interne, acque dolci, e delle valli cui poi sicuramente parlerà di più Oliver Martini. La cosa importante è far capire che è un settore, quello dell'acquacoltura, in stretta interconnessione con la pesca, è in stretta interconnessione con le acque. Prima si parlava appunto della siccità e questo è un grosso problema. La cosa importante è far capire che in Veneto è un settore importante e trainante, sia per il numero degli allevamenti, che sono circa un centinaio, in cui si allevano specie molto diverse, da quelle di valle, cefali, branzini, orate, alle trotticolture, allo storione per produrre il caviale, quindi c'è una forte biodiversità. Non è l'acquacoltura norvegese che è una sorta di monocultura, quindi problematiche anche diverse, 700 addetti che lavorano direttamente negli impianti, più tutta una serie di addetti che lavorano in una filiera che è molto importante. Vi faccio solo 2 esempi. Legato all'acquacoltura ci sono 121 laghetti di pesca sportiva in Veneto, che sono molto importanti anche per attività ricreative e turistiche, e che si forniscono dei pesci dagli allevamenti. E l'altro settore molto importante in cui il Veneto ha il primato nazionale è quello della produzione di alimenti per pesci di acquacoltura. C'è un unico polo nazionale, che è nel Veronese, che ha 350 addetti e che fornisce mangime per pesci tutta l'area mediterranea e anche nell'area balcanica. Quindi un settore che è molto importante, che ha già un'integrazione di filiera, se poi pensiamo che 12 impianti di trasformazione sono strettamente connessi a allevamenti di trotticoltura prevalentemente. Grazie.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Martini Oliver, sono un valicoltore, gestisco 2 valli da pesca, una nel Polesine e una nella laguna sud di Venezia, rappresento gli altri valicoltori in seno a Confagricoltura, sono consigliere dell'associazione API e rappresento quindi il mondo delle valli. Le valli, qui a Chioggia è facile dirlo, sono tutte quante porzioni di laguna che sono state chiuse dalla libera espansione della marea, quindi vengono gestite e attraverso la regimazione delle acque, e l'attività principale di reddito di queste aziende è data dall'attività di pesca. Ahimè, perché poi parleremo dei problemi che abbiamo. Le valli in Veneto sono circa 40-41 per l'esattezza, rivestono una superficie pari al 30% del totale della superficie lagunare tra la laguna di Venezia, nord e sud, tra la laguna di Caorle e Bibbione e la laguna del Polesine. Quindi noi gestiamo privatamente a nostre spese una fetta di territorio lagunare importante, pari appunto al circa 30%. Sempre in Veneto, e guarda caso all'interno della mia azienda, abbiamo anche una realtà molto particolare, degna di nota, che è una vanotteria a Pila di Porto Tolle, quindi produciamo all'interno di questa vanotteria 20 milioni di avannotti di spigole che li vendiamo in tutto il bacino del Mediterraneo, dalla Tunisia alla Francia, in Spagna, anche in Algeria, in Grecia, in Croazia, insomma un po' in tutto il bacino. È una vanotteria importante, di rilievo, perché attraverso la selezione genetica e la collaborazione con i francesi, che in questo campo sono i migliori, stiamo producendo una spigola riconosciuta a livello europeo quale di ottima qualità. Mi fermo qui, spero di avere occasione poi di vedere le slide che avevo preparato per parlare delle problematiche e ovviamente anche delle proposte. Grazie. Grazie, Antonio Gottardo, responsabile regionale Lega Coop Agroalimentare e Pesca, rappresento le cooperative agricole della pesca che sono i miei datori di lavoro. Basta così. Allora, faccio ripartire da dove avevamo iniziato, appunto. Abbiamo detto questo è il primo giro di presentazione di chi siete voi, che cosa rappresentate, e ovviamente adesso entriamo nel vivo di quelle che sono le problematiche. Spero che non abbiate un elenco lunghissimo di problematiche, ma ci concentreremo poi anche su quali possono essere le soluzioni e le proposte, appunto, che poi potete lanciare anche all'assessore, appunto, a Veneto Agricoltura e a tutte le altre realtà che abbiamo sentito. Sono qui pronte a collaborare e appunto a guardare al futuro. Prego, lascio la parola per appunto le prime problematiche sul campo. Sì, grazie. Non volevo abusare del primo posto che ho per dire tutto, darò spazio anche agli altri sicuramente. Io mi concentrerò su 2 cose. Anche perché immagino che le problematiche bene o male siano quelle simili, quindi quando le dirà lei poi vedremo di ampliare un po' che le altre. Allora, le 2 questioni, dopo aver sentito tutti i dati, quanto siamo importanti e cose di questo tipo, il primo aspetto è questo. Noi abbiamo la fortuna come Veneto di avere degli ambienti lagunari e anche vallivi tra i più importanti d'Italia. Questi ci pongono ad avere 2/3 degli addetti di acquacoltura in laguna su tutto l'intero numero di addetti regionali, e ci pone come secondi produttori di vongole e veraci a livello nazionale. Siamo anche i primi, è stato ricordato, come numero di addetti, grazie proprio alle nostre lagune. La dottoressa Brioschi prima ha chiuso il suo intervento dicendo: sono sicuro che i pescatori sapranno uscirne perché sono molto bravi e sono molto, insomma, dottoressa, fino a un certo punto, perché adesso c'è veramente bisogno di un aiuto straordinario. Non so se lei ha letto le rassegne stampe o visto le televisioni, ci sono dei problemi enormi legati al surriscaldamento, alla marinizzazione, allo non ottimale, chiamiamolo così, ricircolo idrico, e ci sono i pescatori che sono disperati perché si forma questa acqua bianca. Ieri era vicino ai punti dove preingrassano le vongole e questo non li fa dormire di notte, per un motivo molto semplice, perché questi
comprano ormai il semino piccolo di vongole, dal momento che il reclutamento naturale non c'è più, lo devono lavorare per un anno e mezzo, e dopo la prima, dopo la seconda moria, alla terza non si alzano più. Quindi occorre davvero un intervento straordinario nel reperire le risorse necessarie alla vivificazione, ma rendere anche snelli ed esecutivi i lavori, perché se ipotizziamo un intervento ora, ma la prassi burocratica ce li fa svolgere dopo 2 anni, molto probabilmente abbiamo perso il senso di quel lavoro. Questi sono ambienti mutevoli che quotidianamente vengono stravolti dalle mareggiate e dall'accumulo di sedimenti. La seconda problematica, mi rendo conto anche divisiva, è quella relativa alla titolarità giuridica degli ambienti lagunari. La laguna di Venezia è demanio marittimo, la Sacca di Goro è demanio marittimo, alcune lagune in provincia di Rovigo sono in proprietà privata. Il fenomeno interessa oltre 1000 ettari. Questi ambienti, come al pari delle altre lagune, sono stati vivificati con fondi pubblici. Ricordo negli anni 85, 87, 88 i PIM, piani integrati mediterranei, che hanno vivificato sul presupposto della demanialità tutti gli ambienti lagunari. Questa è la seconda problematica, e l'ultima è quella di una necessità di adeguare i canoni demaniali in tutto il nostro territorio del Veneto. Grazie mille, prego. Ecco. Bene, io mi riallaccio un po' al discorso del collega, perché diciamo in questa situazione, in questa occasione degli Stati Generali della Pesca, noi dopo vari studi di biologi, di professionisti eccellenti per la loro materia, abbiamo capito che oggi, mai come oggi, è molto molto sentito il problema della marinizzazione. C'è l'acqua del mare, la laguna è diventata salata molto, raggiunge più del 30% qui in provincia di Venezia, diciamo nella laguna di Venezia, e forse quasi il 30, il 20-25 nella parte diciamo del Polesine. Oggi è veramente un problema importante, un problema che non si può sottovalutare, perché oltre ad esserci questa problematica della salinità e perciò della marinizzazione, ci sono degli elementi disturbanti che vengono appunto dal mare, come i murici. Sappiamo tutti, noi li chiamiamo i garusoli, ecco, in Veneto, anche i bulli per i ciosotti, ecco, che si spostano perché appunto trovano un terreno, un'acqua fertile, e sono dei predatori per le vongole, oltre appunto al discorso della marinizzazione, e questo li porta proprio all'interno della laguna. Gli operatori sono veramente all'osso, c'è una diminuzione del 70-80% dal punto di vista economico, e mentre c'è un terreno fertile, per parlare in termini agricoli, un terreno fertile per quanto riguarda l'eventuale allevamento di ostriche. Noi abbiamo ricevuto in questo periodo delle segnalazioni di produttori, di allevatori che cercano di sperimentare questo allevamento di ostriche, perché c'è appunto una salinità che è favorevole. Però, come voi tutti sapete, se c'è una concessione, se ci sono dei permessi per allevare le vongole, questi non ci sono per le ostriche. Perciò io credo che oggi l'importante sia, io mi appello alle istituzioni intese come regione, provveditorato, genio civile per quanto riguarda altre aree, la sanità,
Io credo che oggi bisogna trovare veramente dare una risposta agli operatori e agli allevatori che in questo momento hanno queste grosse difficoltà. Se noi riusciamo a venirgli incontro snellendo la burocrazia, perché oggi quello che blocca tutto è la burocrazia, perché io ho sentito l'altro giorno un operatore che mi ha detto che ha una pratica ferma da 3 anni, un allevatore, in un ufficio di Venezia che è il magistrato alle acque, oggi provveditore alle acque, ma 3 anni. Allora io dico, le risposte possono essere positive, possono essere negative, io non discuto questo, però non si possono tenere le persone sospese 3 anni, persone che fanno questo per lavoro, per vivere e per mantenere le loro famiglie. Io credo che lo snellimento burocratico oggi sia quello che non risolve tutti i problemi, ma può dare ossigeno a questo settore. Grazie. Allora, facendo un po' di sintesi, abbiamo parlato di burocrazia, di cambiamenti climatici, di questioni della proprietà, questioni della salinità del mare, abbiamo parlato appunto di marinarizzazione. Che cosa c'è altro? Beh, io cercherei innanzitutto di uscire da quelli che sono oramai un ventaglio di problemi elencati, andando soltanto a dire che c'è anche della rivalità all'interno delle acque interne tra la pesca sportiva e la pesca artigianale, e lì c'è una proposta di emendamento al Senato che stiamo tentando di, come si può dire, di costruire in maniera tale che ci sia la cogestione tra chi fa la pesca sportiva ed è comunque una realtà ancorché turistica e riesca poi a convivere con quella che è la pesca artigianale. Detto ciò, e auguriamoci che poi i lavori al Senato, il tour nazionale porti il buon frutto e accontenti tutti, vorrei andare un po' in controtendenza. Credo che l'uomo in sé rischia di essere presuntuoso, e lo dico con cognizione di causa. Cioè, fare impresa in un ambiente dove l'uomo non lo controlla è davvero difficile, e forse i miei colleghi dell'acquacoltura lo sanno meglio di me perché hanno un ambiente che riescono a controllare. Immaginiamo di farlo nella laguna di Venezia, cioè dove i cambiamenti climatici piuttosto che le entrate a gamba tesa della natura sconvolgono l'ambiente nell'arco di qualche ora, non di qualche giornata. Che cosa voglio dire con questo? Che al netto che a tutti deve essere data la possibilità di fare impresa, e chi ha un progetto lo deve seguire, lo deve inseguire, ma che tutti i pescatori possano diventare imprenditori, io ho i miei dubbi. Per introdurre che cosa? Per introdurre probabilmente la gestione della risorsa, e cioè, siccome la natura ci dà delle opportunità e le mette dove decide la natura per miliardi di fattori diversi, dovremmo essere in grado di gestire queste aree, e abbiamo alcuni casi di eccellenza in Veneto, forse un po' meno difficili per questioni di normative, di intrecci di normative, di competenze, e mi riferisco ai consorzi di gestione a mare che 25 anni fa, responsabilizzando i pescatori e coinvolgendoli, hanno trovato un percorso oggi forse di eccellenza in Italia. Ecco perciò, per lanciare una proposta, e la carta ittica va in questo senso, cioè la carta ittica crea le condizioni per cui la normativa possa creare un po' quello che sono le esigenze, no, di questo territorio. Io direi che noi abbiamo la fortuna, molto più di altri, di avere un patrimonio ambientale di eccellenza. Se sapremo gestire assieme, responsabilizzando il pescatore da un lato, assieme all'amministrazione e ai vari enti che ne hanno competenza, non in maniera miope, dove la salvaguardia dell'ambiente, che oramai tutti noi lo sappiamo, è al primo posto di quelli che sono i nostri obiettivi, un po' perché lo diciamo noi, un po' perché ci viene imposto. Non entro nel merito e non voglio fare politica, però oramai l'Europa sta andando, forse il mondo, e l'Europa ne vuole essere l'esempio, sta andando in quella direzione. Far finta o tentare di dire che non è così è folle, non è intelligente. Dobbiamo fare un'inversione, e cioè tentare di capire dove noi possiamo parare,
andare nella gestione della risorsa e magari cercando, visto che abbiamo un ambiente che ce lo permette, di integrare in qualche modo quello che è il nostro reddito, qualora la gestione dell'ambiente in alcuni casi sopravvalga l'aspetto economico e sociale, cosa che mi trova chiaramente in disaccordo, ma so anche che combattere forse chi è più grande di me è inutile. Ecco che allora invito l'assessore, e lo ringrazio per averci dato questa opportunità in Veneto, ma ad iniziare un percorso attraverso la carta ittica che tra qualche giorno diventerà norma, attraverso un lavoro che dobbiamo fare anche noi pescatori in un senso di responsabilità, e queste giornate ne sono il preludio, perché il rischio qual è? Il rischio è quello che ci perdiamo per la strada, cioè la norma non ci permetterà di tornare indietro, e le norme da qui davanti saranno innanzitutto a salvaguardia della risorsa e dell'ambiente. O noi ce la giochiamo lì, o purtroppo tra qualche anno ci ritroveremo qui con molti meno addetti e forse con meno idee. Prego. Grazie. Io partirei, ho sentito già parlare di criticità eccetera, partiamo cambiando forse il tema, parliamo di sfide. Noi abbiamo delle sfide davanti, le sfide sono un quadro normativo e una burocrazia che comunque sopravanza. Il quadro normativo è già stato accennato dal collega, a livello europeo si sta andando verso sempre maggiori criteri ambientali, Farm to Fork, Green Deal, Biodiversity, si continua a sentire queste cose, tra l'altro norme studiate prima che venisse quella che è stata definita la tempesta perfetta, prima del Covid, prima della guerra dell'Ucraina, prima di queste siccità, prima di questo veramente forte impatto dei cambiamenti climatici, per cui anche qui quando si va ad applicare queste norme un po' più di attenzione sui cambiamenti, anche per poter programmare nei vari step, a breve, a medio e a lungo termine, perché altrimenti ci freghiamo da soli e il rischio è quello di chiudere tutto. Sostenibilità, giustamente sostenibilità ambientale, ne sentiamo parlare tantissimo, sostenibilità sociale è stata definita prima, ma sostenibilità sociale fa sia rima con condizionalità sociale, quindi attenzione a chi opera, ma anche accettabilità sociale, e nel caso dell'acquacoltura questo è un aspetto molto importante. Accettabilità sociale significa accettare che c'è questa attività che ancora non è conosciuta, quindi molto misconosciuta. Quando parliamo di prodotti dell'acquacoltura c'è tante volte ancora un pregiudizio, soprattutto per i pesci parlo, forse per i molluschi di meno, e quindi attenzione a informare soprattutto nell'ottica di un mercato che è cambiato, un mercato che cambia e un mercato che ci vede soccombere sotto i prodotti che arrivano dall'estero, perché noi ci stiamo parlando dei problemi, ma noi importiamo il 75% del prodotto ittico che mangiamo, quindi vuol dire che noi stiamo parlando del 25% qui, quindi se continuiamo a appesantire il nostro processo produttivo con mille cose e nel frattempo continuiamo ad importare, alla fin fine si può anche chiudere, perché di cosa stiamo parlando? Nonostante, venisse detto prima, abbiamo delle eccellenze, nonostante il valore è il più alto, il valore aggiunto, e noi continuiamo a importare. Questo è un grosso problema legato anche alla competitività, per cui creare un piano, un level playing field si dice in inglese, un piano di competitività, soprattutto anche con quelli che diciamo sono i nostri vicini, sia a livello di regioni, quindi avere una maggiore armonizzazione tra le regioni, sia anche tra quelli che sono i competitors esteri, e vi dico, basta guardare dall'altra parte dell'Adriatico, noi l'acquacoltura siamo fermi al 2010 come numeri, perché sono quelli, non siamo aumentati. Dall'altra parte dell'Adriatico, in Croazia, hanno fatto un più 300%, quindi significa che c'è qualcosa che non va nello sviluppo, nel processo dello sviluppo. I fondi sono gli stessi, siamo sotto tutti e due nell'Unione Europea, per cui ecco, attenzione a queste cose e soprattutto maggiore informazione e utilizzo dei prodotti nostri, promozione del nostro prodotto, favorire chi trasforma il prodotto, chi fa le OP, perché questo è un altro problema. Vediamo che anche nei piani di finanziamento tante volte vengono favoriti anche chi trasforma il prodotto che viene da fuori, e questo non è corretto, non è competitività, non è progettazione per lo sviluppo. E per chiudere, informazione maggiore al consumatore, anche partendo
dalle scuole, dando da mangiare ai ragazzi nelle scuole del prodotto nostro, del prodotto ittico veneto o italiano. Grazie. Chiedo solo una cosa, giusto per il problema della competitività con i competitor esteri: è solo un problema di processo, è un problema di regole? È un problema complesso, molte volte di burocrazia, perché c'è uno studio dell'Unione Europea che dice che in Italia, parlo Italia, non parlo del Veneto, certo, per avere un'autorizzazione a un'azienda di acquacoltura ci vogliono 3 anni, in Francia ci vogliono 6 mesi. Già da qui capite quando uno può investire o no, perché mettere un investimento, un'incertezza di 3 anni o metterla di 6 mesi, c'è un po' di differenza. Già, solo un esempio, ma sì, era giusto, molta burocrazia e poi tanti piccoli balzelli che noi italiani siamo bravi a crearci. Siamo bravissimi a crearci. Tra l'altro, appunto, a proposito dell'armonizzazione tra le regioni, venerdì sarà poi l'occasione per fare allargare lo sguardo e appunto vedere come ci si può anche armonizzare. Prego. Dobbiamo parlare dei problemi, poco fa i miei colleghi hanno accennato che gestiamo dei territori che ci danno delle opportunità, però dobbiamo essere sinceri, gestiamo anche dei territori che hanno dei problemi che devono essere affrontati una volta per tutte e risolti, perché io rappresento le valli da pesca non hanno mai vissuto come in questi anni un momento così buio. Le valli da pesca fanno dell'attività di pesca la principale attività di reddito e devono poter sostenerla questa attività. Oggi l'attività di pesca all'interno delle valli è seriamente compromessa dalla presenza di uccelli ittiofagi, i cormorani in modo particolare, ma anche altri, che non capisco bene per quale ragione sono ancora protetti. Dico che non capisco bene in senso ironico perché anche a livello europeo ve ne sono dei milioni e si continua a non inserirlo tra le specie non protette. Il cormorano qui da noi, in Veneto in modo particolare, è un uccello che si è presentato a partire dagli anni 90 e da quel momento in poi, prima raccoglievano le uova nei nidi, quindi la popolazione era molto ridotta, oggi invece la popolazione è di diverse migliaia anche in Veneto. Dagli anni 90 in poi ha sempre stazionato sempre di più nelle nostre zone. Negli anni 90 lo vedevamo soltanto in autunno-inverno. Adesso il cormorano maggiore e minore è presente in Veneto 365 giorni all'anno, quindi con coppie nidificanti alle quali si vanno ad aggiungere poi anche le coppie, gli altri uccelli che arrivano nel periodo del passo, quindi da ottobre in avanti. Le valli da pesca sono delle zone confinate, chiuse, dove abbiamo un livello d'acqua molto, molto basso e i pesci non è che sono in mare che possono difendersi e scappare da qualsiasi parte, sono abbastanza confinati. Io mi dispiace di non poter mostrare le slide, noi abbiamo mandato tutta la presentazione via mail, comunque vabbè. Io gestisco 2 valli, quindi parlo dei dati delle mie 2 aziende che rappresentano 2 realtà, una alla Foce del Po e una nella laguna sud di Venezia. Fatto 100 di 14 anni di raccolta dati, la semina della specie di orata per esempio, noi ci attenderemmo come vallicoltori un tasso di ricattura al netto della predazione, al netto del fatto che sappiamo che l'orata poi è anche predata da altri pesci, comunque diciamo un valore sostenibile di ricattura del 50% sull'orata. Fatto 100 la semina dei branzini, ci attenderemmo un tasso di ricattura del branzino che ha un ciclo anche più lungo dell'orata del 30%. Sul cefalame ci attenderemmo, saremo contenti, quando dico ci attenderemmo voglio dire ci piacerebbe poter raccogliere sui cefali il 5% di quello che seminiamo e sulle anguille il 40%. Sommando i valori attesi di ricattura, quindi il 50 delle orate, il 30 delle spigole, il 5 dei cefali e il 40 delle anguille, noi avremmo ai prezzi medi di vendita degli ultimi anni una redditività per ettaro data dalla pesca pari a circa 1.000 euro per ettaro. Parlo della superficie destinata ad acquacoltura, quindi non parlo dei laghi di caccia piuttosto che di altre zone dove non vi è acqua. Questo valore dei 1.000 euro per ettaro rappresenta un tasso di ricattura di circa 180 kg per ettaro all'anno. Bene,
Questi valori non sono valori che mi sono inventato io e perché io ho seminato molto mi aspetto di raccogliere molto, sono valori anche provati da dei documenti storici. A fine del 1800 questi valori nelle valli li facevano. Io mi ricordo quello che mi dice mio padre: nelle valli pagavano il personale soltanto con la pesca delle anguille. Bene, questi 180 kg di pesce che noi vorremmo ricatturare per ettaro sono ridotti in una valle a 65 e nell'altra a 67. 2/3 di quello che noi ci aspettiamo di ricatturare al netto della predazione e quindi della sostenibilità in un ambiente ovviamente naturale e aperto, la predazione è pari al 2/3 di quello che ci attendiamo. Ora, io ho sbraitato tante volte a parlare di cormorani, ma non sono mai stato seriamente ascoltato. Le valli hanno fissi più di 200 addetti con le relative famiglie e nel periodo di pesca gli addetti aumentano. Le valli non hanno mai vissuto un periodo così nero come in questo momento, perché noi 365 giorni all'anno siamo bersagliati e non ci possiamo difendere perché voi non avete voglia di tirare fuori un piano di gestione serio su questa problematica, scomoda per lei assessore, me ne rendo conto, scomoda per anche i funzionari, però se non lo facciamo, qui si parla di sostenibilità, di pesca sostenibile, eccetera, eccetera. La pesca nelle valli non c'è più, è finita. Le valli stanno smettendo di tenere del personale, pian piano smettono di gestire anche l'ambiente, con conseguenti ripercussioni negative, non positive. Negative sotto il profilo del personale che viene dismesso. Lei conosce benissimo un imprenditore importante della zona di Portoviro che tiene 2 persone per azienda, non ne tiene 7-8 come era l'organico di 20 anni fa o 30 anni fa, tipico di ogni azienda. Per cui la problematica va affrontata una volta per tutte in modo serio. Gli strumenti legislativi ci sono, bisogna avere il coraggio di farlo una volta per tutte. Non torniamo sui discorsi già fatti e rifatti sulle delle difese passive, perché le difese passive, per quanto mi riguarda, ma non solo a casa mia, anche a casa di altri, sono state messe in pratica tutte. Le difese passive sono utili e sono utili solo le reti per coprire i canali dove è possibile coprire, ma certamente non possiamo coprire dei 500 ettari di lagune aperte perché avrebbero anche un impatto ambientale non indifferente. Sono utili nei canali, ma nei canali il pesce si raduna solo in un preciso momento, cioè in ottobre-novembre. Noi siamo bersagliati 365 giorni all'anno su tutte le generazioni, quindi dai più piccoli ai medi, a quelli che sono ormai pronti per il mercato, fuori nei laghi aperti. Noi siamo come un contadino che semina il grano nel campo ed ha il grano pieno di piccioni e corvi che se lo mangiano e lui deve stare lì a guardare perché non può neanche, non può fare niente. Noi non possiamo intervenire se non con delle difese passive, ma qui il numero è come i cinghiali a Roma, vanno controllati, vanno diminuiti e se avete voglia di prendere in mano la questione seriamente e quindi fare un piano di gestione, io vi invito non a fare un piano di gestione come avete fatto in passato, a Rovigo sì, a Venezia no, a Venezia sì, a Rovigo no, perché vuol dire che li disturbiamo da una parte e li mandiamo dall'altra. Il piano di gestione deve essere fatto per le aziende che fanno acquacoltura, a mio modo di vedere, ci dovete dare la possibilità di difenderci 365 giorni all'anno, con l'estensione come rafforzativo di questo piano di controllo, per usare una parola soft, ma stiamo parlando di abbattimenti, anche nelle lagune esterne alle valli, nel periodo da ottobre a gennaio, cioè nel periodo di maggior afflusso anche di tutto il contingente migratore che frequenta le nostre zone. Perché se io a Rovigo li disturbo, li mando a Venezia, se a Venezia non posso fare niente, non li disturbo, rimangono a Venezia. E quell'asino di vallicoltore che insiste a voler seminare la sua valle perché spera di tirare fuori, purtroppo sempre l'anno dopo, dei numeri attendibili, è becco e bastonato, perché ovviamente gli animali, se sono spaventati da una zona, vanno in un'altra e li predano in modo facile. È come servirgli i pesci in un piatto, come servirgli il pranzo in un piatto, perché le valli sono chiuse e quindi il pesce non ha tante possibilità di scappare. E voglio fare una critica a livello un po' del mio mondo della pesca. Non sento mai i pescatori lamentarsi dei cormorani. Ho sentito una volta dentro nella regione Veneto i pescatori con la canna che vanno nei fiumi, nei laghetti,
e ci fu una grande attenzione da parte vostra, ma i pescatori che vivono di pesca, a parte le vongole, che ormai non si mangia per fortuna le vongole, delle pesche delle lagune non alzano mai la mano, non dicono mai niente. Poi parleremo un po', ve le ho già accennate, di cosa ci aspettiamo. Grazie mille, quindi essenzialmente non lavorare sull'emergenza ma sul sistema a livello diciamo completo, diciamo a 360 gradi. Qua il microfono. L'ultimo intervento mi porta a evitare. Ne approfitto, sì, mi scusi, dica. Che magari le slide le metteremo in cartellina stampa e anche online a disposizione di chi volesse fare una riflessione in questo senso, e poi le daremo anche all'assessore, appunto, come aveva chiesto. Prego. Sì, l'ultimo intervento mi porta, sono fatto così, a rompere un po' lo schema di gioco. Avevo presentato una serie di appunti, ma li salto e faccio questa riflessione. Condivido sostanzialmente tutto il cahier de doléances presentato dai colleghi, cioè i problemi che insistono sulla pesca professionale nella nostra regione. Però secondo me, credo che di fronte allo scenario che abbiamo, casini, guerra, crisi, acqua, insomma, problematiche sui mari, in laguna, eccetera, eccetera, credo che l'atteggiamento mentale che dobbiamo avere in questi giorni sia un atteggiamento sostanzialmente diverso. Cioè un approccio che mi porta a dire che in questo momento di grande difficoltà del settore e di grande difficoltà dell'economia a livello mondiale, vista l'interdipendenza che c'è attualmente nei vari sistemi economici, per quanto riguarda la pesca noi abbiamo un'opportunità importante, che sono 4 giorni di una dannata regione che, nonostante il casino, si mette a disposizione e offre una platea per tentare di uscire da questo impasse e creare una visione a medio e lungo termine, perché non abbiamo mica altre alternative. Perché se continuiamo a dirci quali sono i problemi, a scaricare, pensando di scaricare sulle istituzioni o sugli altri i nostri problemi, secondo me offendiamo la nostra intelligenza e non risolviamo i problemi di quelli che sono i nostri datori di lavoro, che sono le imprese, le cooperative, i consorzi, le organizzazioni dei produttori. Ci sono 3 scenari, 3 piani strategici su cui si può lavorare. Uno è quello dei piani di gestione che sono stati abbozzati e saranno presentati venerdì. L'altra questione è quella della carta ittica regionale, perché il sistema veneto, ma anche quello emiliano, anche quello friulano, vive di una interconnessione tra sistema mare e sistema lagune che, guardate bene, è un po' lo specchio di quella che è la strategia dell'Unione Europea. Meno pesca a mare e più acquacoltura e molluschicoltura. E i dati presentati da Ambrosetti, quelle slide che avevi presentato prima, mostrano questa tendenza, questa sensibile, ma c'è. Quindi cosa dobbiamo fare? Cambiare schema di gioco, evitare di fare i cahier de doléances che non aiutano nessuno o rimangono sulla documentazione e sulle carte, e lavorare su questi 3 piani. L'ultimo piano è quello che il sistema della pesca, cioè FEAMP, la misura 4 gestita dai FLAG, le strategie del distretto Alto Adriatico devono essere canalizzate su piani di sviluppo, innovazione, sostenibilità, come diceva giustamente Paolo, il collega Paolo prima, e su questo poter lavorare. Vediamo la carta ittica. Carta ittica, ciò era semplice prima con le province. Andavi in provincia, andavi all'ufficio, cercavi di portare a casa il particolare, ma quando prendi tutto e alzi il sistema è evidente che la storicità della gestione della laguna di Venezia, delle lagune del delta del Po, fanno emergere delle contraddizioni, delle difficoltà che prima non c'erano. Questo è un lavoro da fare, mica semplice, non era una banalità. La carta ittica può rappresentare un modello di sviluppo e di rilancio del settore, perché guardate bene, fino ad alcuni anni fa noi eravamo, dopo la Cina, i più grandi produttori e gestori di acquacultura e molluschicoltura. Non sta andando bene. Nel delta del Po, se non individuiamo un sistema che punti alla semplificazione delle procedure per le attività di vivificazione e di gestione di un'area particolarmente sensibile da un punto di vista ambientale e produttivo, la butto là come proposta, cioè l'idea di un'autority
su quel territorio, che accorpi le funzioni con una dotazione organica, con un budget a disposizione, con una capacità di semplificare le procedure, potrebbe essere un'idea su cui lavorare nei prossimi anni. Sulla laguna di Venezia è evidente che c'è una difficoltà gestionale che ha portato alla crisi di questo settore. La carta idrica può rappresentare questa innovazione. L'elemento gli elementi sui quali lavorare in Laguna di Venezia sono molti. È quello della gestione della risorsa, è quella della gestione del territorio, della capacità delle imprese di fare autogestione attraverso sistemi di autogestione, di consorzi, di reti di impresa che possono sviluppare modelli di gestione e di autogestione che possano rilanciare il settore, dove l'imprenditore è vicino all'ambiente e alla produzione. Oppure anche quello di valorizzare le produzioni. Penso un po' alla questione noi abbiamo una cosa che è mondiale, cioè penso alla Moega, la butto lì come idea. Abbiamo dei produttori tra Chioggia e insomma sulla Laguna di Venezia, ma distribuiti tra Burano, Chioggia eccetera eccetera, che portano questo prodotto a un livello di eccellenza e di riconoscibilità a livello internazionale. Cioè l'idea di sviluppare un marchio, e so che vedo qui il consigliere Dolfin, il consigliere regionale Dolfin, ma anche l'assessorato alla pesca della Regione Veneto assieme ai produttori stanno sviluppando questa idea. Passa anche attraverso questo il valore del prodotto, sempre come presentavano le slide prima, non è più il prodotto in sé a generare marginalità, è il valore che l'impresa mette nel prodotto a generare marginalità nei confronti del consumatore. Ecco, se iniziamo a lavorare su questi piani, secondo me riusciamo anche a sviluppare in questi 4 giorni una cultura della gestione della pesca nel distretto di pesca Alto Adriatico, perché questo è il tema. Anche Bruxelles riconosce che esiste la regionalizzazione e i modelli di pianificazione legati alla regionalizzazione possono aiutare questo settore, perché il tema è, la butto lì ma non come provocazione, so che sono collegati tanti amici dell'Emilia Romagna e anche del Friuli, non è possibile che alcune regioni che spendono tutti i soldi, per quello dico che l'ultimo intervento mi ha fatto riflettere, impegnano tutte le risorse del FEAMP, quasi tutte, in alcune regioni tipo l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, e adesso di fronte alla difficoltà del caro gasolio Bruxelles mi sblocca i fondi del FEAMP e alcune regioni che non hanno speso quei soldi, non hanno investito, si ritrovano ad avere una dotazione finanziaria da distribuire ai pescatori molto superiore rispetto a quelli del Veneto, dell'Emilia e del Friuli. E non va mica bene così. È un sistema di dumping, si dice, cioè una concorrenza sleale che si crea in uno Stato che è nazionale, quindi quei fondi, ed è l'appello che faccio anche alle associazioni nazionali tutte, non è di lamentela, ma è quella che questi fondi vengano gestiti a livello nazionale per dare equità e sostegno alle imprese di pesca che sono in difficoltà. Registro anch'io positivamente la questione della proroga dei 3 mesi del credito d'imposta, unico settore che porta a casa 23 milioni di euro, non è male, c'è un bando, ci sono ritardi, la burocrazia è pesante, sì è vero, però perdonatemi, siamo in una regione, io che assieme a Paolo, assieme ai miei colleghi giriamo anche in altre regioni, dove non funziona mica così, dove non c'è un sistema di rapporto tra tecnostruttura, politica regionale, associazioni di categoria, imprese, consorzi, OP, flag, eccetera, eccetera. Rimbocchiamoci le maniche, individuiamo una strategia e cerchiamo di canalizzare quelle risorse su quei temi, i piani di gestione, la carta idrica, le opportunità, rilancio della Laguna di Venezia che deve passare attraverso quei sistemi e consolidamento e rafforzamento del Delta del Po. Solo così la sfanghiamo, altrimenti a me di vivere di reddito di cittadinanza o di sostegno a pioggia alle imprese non interessa. Qua ci sono imprenditori, armatori che hanno imbarcazioni che hanno un valore, ma dietro le quali c'è un mondo, c'è una produzione, ci sono dei dipendenti, ci sono degli armatori che non dormono la notte. Ecco. Il nostro lavoro non è quello di lamentarci nei confronti delle istituzioni e scaricare i problemi agli altri, altrimenti offendiamo la nostra intelligenza e non facciamo il nostro lavoro. Quindi rimocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Allora, grazie, e vi lascio il microfono perché colgo appunto quest'ultimo intervento un po' per
andare diciamo alla terza tranche di interventi e fare un attimo il punto della situazione, perché appunto abbiamo visto quali sono le problematicità, abbiamo capito che appunto in questo dobbiamo tutti intervenire, dalle istituzioni al singolo allevatore, al singolo pescatore. E io quello che vi chiedo, si è parlato molto di sostenibilità. Vi chiedo due cose: non ho sentito parlare di nuove tecnologie e di strumentazione a disposizione per migliorare la situazione, e poi appunto ho sentito prima parlare di formazione. Immagino che nella competitività ci debba essere anche questo importante tassello, quella della formazione dei pescatori e degli operatori del settore. E poi ovviamente ho capito, gli strumenti ci sono, devono essere affinati sicuramente, questa è anche l'occasione, questa di questi Stati Generali della Pesca, per fare il punto della situazione e confrontarsi con le istituzioni, con gli altri partner italiani e anche europei. Quindi chiedo a voi concretamente, come voi dal vostro piccolo, abbiamo sentito che si parla di piccole imprese come poi sono quelle di tutta la regione del Veneto, vi chiedo se c'è raccordo tra di voi, se c'è questa rete di cui si parlava, queste reti di impresa, perché abbiamo capito soprattutto dopo il Covid che un po' da soli non ce la si fa, quindi un po' con la tecnologia, un po' con la collaborazione, un po' con a braccetto con le istituzioni, probabilmente forse si trova il bandolo della matassa per questo vostro settore. Quindi vi lascio il microfono appunto per capire se effettivamente cosa voi dal vostro osservatorio, se voi andate a braccio. Sì, infatti non occorre, chi vuole intervenire rispetto a questa domanda e provocazione che vuole un po' chiudere il cerchio, prego. Va bene, questa rete c'è perché nonostante la concorrenza tra di noi nei momenti difficili poi troviamo gruppo e sintesi. Per Coldiretti Impresa Pesca, assessore, l'importante è collaborare assieme e noi siamo disponibili a lavorare assieme alle nostre istituzioni, e la parte importante la fa la Regione del Veneto. La Regione ha lavorato tantissimo in questi ultimi mesi, elaborando progetti di vivificazione, schede progettuali, cosa che ha fatto anche il parco del Delta del Po. Ora queste schede, questi progetti devono vedere la luce, sono a Roma ed è bene che arrivino sul territorio. Ieri cosa ha fatto Draghi? È venuto da noi e poi è corso a Roma e lì ha decretato lo stato di difficoltà. Mi risulta che siano stati stanziati 36,5 milioni di euro, non so se anche la molluschicoltura, l'attività in laguna, possa rientrare tra le attività che hanno avuto un impatto estremamente negativo. Per quanto concerne la parentesi che ho aperto prima, titolarità giuridica degli ambienti lagunari, non diciamo che sono privati, non diciamo che sono demaniali. Però, Assessore, chiediamo che abbastanza velocemente si arrivi a definire questo contenzioso. Il fatto che siano dichiarati demaniali mi fa sperare che qualche decina, se non qualche centinaia di posti di lavoro lo possiamo anche creare. Per quanto riguarda la carta ittica, strumento fondamentale. La carta ittica guarda alla programmazione futura dell'attività di pesca e di acquacoltura, ma deve ricordare anche il passato, cioè da dove arriva. E quindi la tutela di coloro che hanno inventato questo mestiere diventa fondamentale, ma diventa fondamentale anche il ruolo dei giovani per il futuro delle nostre attività. Quindi questo ricambio generazionale deve essere valutato con molta attenzione da parte delle istituzioni e per noi la cosa è abbastanza chiara. Nel confermare tutto ciò che è stato fatto, io chiedo alla Regione uno sforzo, cioè che è quello di individuare bene chi sono gli addetti, cioè chi va la mattina a pescare è un addetto, ma chi questa attività non la svolge, valutiamo attentamente come dobbiamo procedere. Chi in passato ha rinunciato a delle concessioni perché non gli servivano,
Non vorrei ad esempio che venissero a chiedere nuove aree, perché questa prassi mi toglierebbe la possibilità ai giovani che cercano un'occupazione di poterla trovare. I tempi, Assessore, cerchiamo di velocizzare il tutto perché mettiamo in tranquillità coloro che già operano e solleviamo anche coloro che vogliono iniziare questo tipo di attività. No, per restare nel tema che lei poneva, cioè l'elemento di innovazione rispetto a tutti i problemi che abbiamo presentato e che presenteremo quotidianamente alle istituzioni, il tema è cosa femo, nel senso poniamo il problema, stanziamo i 30,5 milioni di euro e poi no, lo diceva Paolo prima, il tema con Bruxelles è la tutela ambientale, il sistema della sostenibilità, la farm to fork e questo e quello che altro. Allora, rispetto a questo nel Veneto cosa possiamo fare? E a livello distrettuale esistono due dannate strutture che gestiscono la misura 4, cioè i due flag, GAC di Chioggia e quello di Venezia, che potrebbero diventare con la prossima programmazione del FEAMPA e col prossimo PO, il piano operativo, gli strumenti su cui lavorare per presentare progettualità di innovazione, di sostenibilità, di cambiamenti alle imprese che poi potrebbero diventare elementi su cui investire all'interno del FEAMPA. Cioè abbiamo degli strumenti, e questo per rispondere al tema che poneva lei, per uscire dalla logica, cioè non è che possiamo continuare a dire se andrà bene così fin adesso continuiamo ad andare così, no, devi investire su innovazione, sostenibilità, riduzione CO2, c'è poco da fare. Il settore della pesca professionale in questi anni ha dimostrato con progetti, le reti, i rifiuti, il recupero di rifiuti, adesso c'è la legge, il decreto Salvamare che consente una serie di attività, su questo ci dobbiamo presentare, mantenendo la capacità produttiva, questa è la sfida. Però non è che possiamo chiederlo al singolo pescatore, fai tu l'elemento di innovazione, vanno affiancati e accompagnati, ci sono le strutture tecniche, i flag possono sostenere, i GAC, i flag possono sostenere questo tipo di azione e diventa una cinghia di trasmissione, un volano poi per attingere i finanziamenti. Questa potrebbe essere una risposta, tra virgolette, concreta. Ecco, tutto qua. Chi vuole intervenire? Grazie. Sì, mi riallaccio benissimo che ci siano questo in rete tecnica, ma allo stesso tempo è un suggerimento, una proposta, si sta sperimentando anche in altre regioni, avere una struttura di dialogo che non prende soltanto l'assessorato referente per la pesca, l'acquacoltura o l'agricoltura, ma che prende quantomeno anche i funzionari di ambiente e sanità, perché le nostre attività sono molto interconnesse, stiamo vedendo che questo sta succedendo, lo vediamo in questi giorni, anche per un'ottica di gestione integrata, giustamente si parlava di gestione delle risorse, laguna, mare, ma l'acqua parte dalle sorgenti del Piave o dalle sorgenti dell'Adige e quindi interessa anche altre regioni, tra l'altro, quindi un'ottica distrettuale, e tutto risente, perché se noi adesso abbiamo un aumento di salinità della laguna è perché c'è una gestione che forse non è così integrata della risorsa idrica a partire dalla montagna. Mettere dentro in un gruppo, abbiamo provato in una regione qui vicino a mettere dentro anche chi lavora con i depuratori, perché poi alla fin fine che la qualità delle acque della laguna dipende anche dai depuratori, mettere dentro chi controlla i consorzi di bonifica, perché anche qui la risorsa idrica è utilizzata da molti, le idroelettriche, per cui creare una sorta di rete non solo tra le imprese ma di rete tra i stakeholder e fra i fruitori che possono essere non solo legati strettamente al mondo professionale della pesca e dell'acquacoltura e non solo con l'assessorato che segue la pesca e l'acquacoltura. L'altra indicazione, scusate se ritorno su quella un po' del consumatore o del pubblico, è comunque, raccolgo il suo invito, è formare il settore, informare e comunicare però fuori, perché altrimenti anche con la promozione, altrimenti restiamo fra di noi e ci creiamo i problemi, ce li risolviamo magari, però non abbiamo quell'attenzione, questa cosa qui, tutto qua. Quindi informare anche il consumatore, renderlo edotto di quello che succede in realtà una volta che ha sul piatto quello che sta mangiando. Allora io vorrei
fare anche un po' di storia, perché altrimenti rischiamo di non cogliere dagli errori del passato quello che potrebbe essere una programmazione per il futuro. Ricordo a tutti che la laguna di Venezia, come tutta la costa, è stata soggetta negli ultimi 15-20 anni di lavori marittimi talmente importanti, a mio avviso, e me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, che hanno di fatto sconvolto quello che era un ambiente lagunare. Perciò, se le 40.000 tonnellate della laguna di Venezia di 20 anni fa, più o meno, erano date da un equilibrio lagunare che è dato, ripeto, come ho detto prima, da 1 miliardo di fattori, se l'uomo interviene in maniera importante come lo ha fatto per le opere del Mose e le opere e le soffolte, no? E non ha tenuto conto, chi ha immaginato questo grande progetto, che lì insistiva, no? Una realtà lavorativa sia in mare che a terra, e non l'ha tenuto conto, rischia anche oggi in questo momento, perché ricordo che i lavori non sono finiti e le opere complementari poi a tutto quello che è quella grande opera che ha investito una cifra enorme, e non ricordo poi anche tutte le vicende, insomma, più o meno legittime o illegittime che ha avuto quella vicenda. Fatto sta che ha lasciato in eredità alla laguna di Venezia, soprattutto alla laguna di Venezia, un cambiamento talmente importante da smontare quello che era quell'equilibrio che era dato dalla natura stessa, e dava la possibilità in vaste aree della laguna di avere tutta una serie, soprattutto la vongola verace, ma non solo, che permetteva di creare reddito e di importanza lavorativa a tutta la gronda lagunare. Io direi, visto i progetti che stanno per arrivare, mi auguro che le proposte fatte dalla Regione Veneto vengano accolte tutte, e andrebbe fatto su quelle risorse uno studio per capire poi dove ci porterà questo cambiamento che le bocche di porto ha portato, con l'aumento della velocità dell'acqua a tal punto da alzare il cuneo salino, perché questo di fatto è successo. Ha alzato il cuneo salino portandolo più dentro. Nessuno poi di noi a quel tempo è riuscito a mettere a fattor comune, se non forse il consorzio di gestione, che si è accorto qualche anno dopo che cosa stava succedendo, e con la regione, ricordo a suo tempo, proprio il presidente Zaia, forse si era appena insediato dopo il presidente Galan, aveva sottoscritto un protocollo d'intesa che andava ad analizzare man mano che venivano fatti i lavori. Poi in realtà che cosa è successo? Lo Stato non ha mai sottoscritto quell'accordo di programma e di fatto a suo tempo il magistrato era come... Questo non lo dico perché qui non è nel luogo, nel forse, o forse lo è, per fare un'accusa a noi stessi con un pezzo di responsabilità che forse tutti noi abbiamo, ma è ritorno dove ero prima, cioè la laguna è un ambiente così delicato che se noi tutti qui vogliamo gestirlo davvero dobbiamo essere in grado di farlo con dei metodi, e la tecnologia ci può aiutare, che fino ad oggi non abbiamo usato. Porto un esempio: il Doge qualche centinaio di anni fa, a chi piantava un palo in laguna lo imprigionavano, perché palo fa paluo. Noi abbiamo avuto la presunzione di cambiare totalmente la morfologia del territorio di una laguna e con esso tutto l'afflusso idrico in entrata e in uscita, e oggi ci stiamo chiedendo forse perché le vongole veraci ci sono i murici piuttosto che non ci sono più le vongole, o forse ai verti una volta c'era il seme, oggi non c'è più. Ecco che forse andrebbe tenuto conto della realtà esistenti quando si fanno lavori di questa importanza, e lo dovrebbero fare chi dall'alto ha forse più responsabilità e più mezzi di noi per valutare il come fare. Alla stessa stregua vanno le lagune del Rodigino. Se noi non facciamo la vivificazione che va fatta
costantemente, se vogliamo mantenere quei banchi e quei dossi, no? dove cambierà. Il Polesine, insomma, negli ultimi 50 anni è cambiato, negli ultimi 2000 anni cambierà, e perciò non potremmo noi trovarci in un luogo che sta giornalmente cambiando. Andrà gestito con un giusto equilibrio, dove l'ambiente va salvaguardato e dovremmo decidere se in questo ambiente che noi vogliamo salvaguardare il pescatore ci deve stare o meno, perché se la scelta è quella di dare priorità alla salvaguardia di Venezia, lungi da me pensare che la piccola pesca possa essere più importante della salvaguardia, ma sta anche nell'uomo intelligente immaginare di fare progetti così ambiziosi, dove contemplare anche la possibilità di dare alla laguna e all'ambiente una possibilità di lavoro che porta con sé poi la storicità, che porta con sé la possibilità turistica, che porta con sé un sacco di grandi opportunità che, se gestite bene, ecco, allora e voglio chiudere con questo, che non è solo un piangerci addosso. L'alleanza delle cooperative qui è oggi a mettere in campo tutte quelle che sono le nostre capacità. L'abbiamo fatto all'interno con i nostri presidenti di cooperativa, che non sempre ascoltiamo solo le lamentele, ma tentiamo anche di capire quali possono essere le soluzioni. Sappiamo che non è semplice, perché uno che è impegnato 24 ore al giorno nel proprio lavoro non può essere colui che da solo poi affronta tematiche di questo tipo. Questa è la sede opportuna, mi auguro che in questi 4 giorni poi si riesca ad uscire con della progettualità che riesca anche a coinvolgere figure che qui non so se oggi sono presenti, ma mi dispiace se non sono state invitate, perché credo che chi lavora e fa opere o grandi opere all'interno delle lagune dove noi lavoriamo sia utopia non pensare di coinvolgerlo, perché altrimenti rischiamo di fare i conti senza l'oste. Sì, era un po' quello che si diceva di una gestione integrata, allargando poi quelli che sono i soggetti, e oltre alla tecnologia di cui avete parlato io aggiungerei anche la parola ricerca, che è fondamentale anche sulla base di quello che diceva lei. Ricordo di essere uscita a capire, a fare un servizio sugli allevatori di vongole, mi dicevano, io l'ho scoperto, che i semi delle vongole vengono acquistate in Francia, e io mi sono chiesta, ma perché? Come mai? Perché non c'è la possibilità di partire da qui? Ma io volevo un attimo agganciarmi a quello che hanno detto i colleghi, con i quali sono d'accordissimo, perché le problematiche non è che noi ce le inventiamo o le sogniamo di notte, le problematiche sono davanti ai nostri occhi, al nostro telefono quando suona, nelle nostre sedi quando gli operatori hanno bisogno. Io credo che c'è un punto importante, ed è quello di guardare avanti con tutte le difficoltà che ci sono, anche il discorso di essere che il settore venga interpellato prima di fare delle grandi opere, perché poi al lupo diventa difficile anche rimediare. Ma questo lo abbiamo detto per tanti anni, l'abbiamo detto anche nei tavoli regionali del passato, essere chiamati prima che vengano fatti dei lavori che sono quasi sempre devastanti per il settore. Ma a parte questo, mi premeva dire una cosa: io credo che oggi il settore chieda ascolto, collaborazione, formazione. Noi come Pescagri stiamo organizzando da settembre in poi dei corsi in tutte le regioni per gli operatori, ma dei corsi a livello, come diceva la dottoressa, a livello scientifico, perché a volte ci sono delle cose che a noi poveri mortali sono sconosciute, ma ci sono dei fiori di professori, biologi che possono spiegarcelo. E questo fa parte un po' dell'umiltà di metterci all'ascolto di chi ne sa più di noi. E un'altra cosa importante, io credo che bisogna mettere davanti, l'ho detto anche poco fa in un'intervista, ricordarci sempre che dietro ci sono le famiglie, e perciò ogni operatore, ogni allevatore ha dietro una famiglia, e se vogliamo che i loro figli non abbandonino questo settore, dobbiamo dare loro la possibilità di proseguire con l'attività del loro padre, del loro fratello, della loro famiglia. Io credo che questo sia oggi importante, perché se vogliamo mettere freno a questa debacle
economica dobbiamo far sì che i giovani restino nel settore. Io non so se questo è l'ultimo intervento prima della chiusura, perché a questo punto faccio anche dei ringraziamenti, così poi lascio la parola. Allora, ringrazio innanzitutto la Regione Veneto, l'assessore Corazzari, che è sempre disponibile quando abbiamo un quesito oppure abbiamo un problema. Lui ci ascolta la Regione, ma credo che anche a volte la Regione non possa fare miracoli, perché anche lei ha dietro magari delle problematiche anche a livello, diciamo, governativo, a livello politico. Comunque, per quello che può fare, io li ringrazio veramente molto. Ringrazio Veneto Agricoltura, sempre preziosa, anche con i loro dati che ci inviano in modo puntuale. E ringrazio veramente di cuore anche la persona che rappresenta Pescagri qui in Veneto, perché io sono nazionale ma sono di Chioggia e perciò vengo investita con molto piacere nell'essere in questa città. Ringrazio Mauro Mantovan che rappresenta Pescagri Veneto, il sindaco Aldino, che conosco da anni e che mi fa piacere il tuo incarico. Ti faccio un in bocca al lupo, perché comunque è un incarico molto laborioso, e il Marco Dolfin e tutti quanti voi, che spero di tutti i nostri colleghi di aver dato a voi anche delle risposte, ma più che altro guardare avanti ed essere propositivi con la speranza che le cose migliorino, ma dobbiamo metterci anche noi la nostra buona volontà. Grazie. Grazie, il microfono qui che... Prego. Allora, due cose. Lei prima ha detto ma le vongole arrivano, il seme arriva dalla Francia, aggiungo anche dall'America. Non ce lo possiamo fare noi. Sì, noi Valle Casugliani abbiamo 2 impianti, 2 avanotterie, una qui nella Foce del Po dove continueremo a fare avannotti, l'altra invece a Monfalcone, quindi in Friuli, dove abbiamo una salinità più costante e stiamo da 2 anni sperimentando la riproduzione della vongola, quindi per fare del seme. Il signore prima parlava, non ci dobbiamo piangere addosso, dobbiamo investire, dobbiamo fare ricerca eccetera. Noi lo stiamo facendo, quindi è una critica che a me non appartiene. Lo stiamo facendo da un lato sul fronte vongole, perché crediamo che se riusciamo a riprodurre il seme, ma sia una cosa molto importante, è molto più difficile di quello che pensavamo, e qualcosa sappiamo di acquacoltura perché nell'impianto di Monfalcone riproduciamo rate, quindi facciamo alghe, abbiamo tutta la catena alimentare che serve anche alla vongola, ma è molto più complicato di quello che pensavamo. Stiamo facendo degli investimenti molto importanti. L'anno scorso avevamo ottenuto anche un buon risultato, però purtroppo l'esperienza non si compra e l'abbiamo pagata perché le abbiamo perse tutte nel mese di agosto. Quest'anno speriamo di non perderle, qualcosa abbiamo, quindi su questo fronte voglio dire che noi nel nostro piccolo ci siamo. È chiaro che bisogna anche confrontarsi con chi è già molto più avanti di noi, cioè i francesi, che in questo settore hanno sempre insegnato, hanno sempre dominato loro, per cui anche grazie al loro aiuto cercheremo di diventare una piccola realtà importante per il territorio. La produzione di vongole di seme potrebbe essere integrata con il preingrasso del seme all'interno delle valli da pesca, perché all'interno delle valli da pesca con non grandissimi investimenti si possono preingrassare, si può preingrassare il seme di vongole e portarlo ad una pezzatura che poi i pescatori la possono seminare liberamente senza impazzire tanto a dover coprire dai predatori eccetera. È una sfida che stiamo affrontando. Per quanto riguarda invece il tema che dicevo prima, cioè il cormorano, noi dobbiamo essere messi in condizione di difenderci. È inutile voler pensare di fare chissà quali investimenti, ormai li abbiamo fatti tutti quelli che potevamo fare per difenderci dai cormorani. Come ho detto, le reti sono l'unico strumento efficace, ma coprono delle porzioni limitate delle nostre aziende. Abbiamo bisogno che l'amministrazione pubblica, la regione, consideri il lavoro dell'uomo e la produttività delle aziende più importante di un uccello che è diventato per noi un flagello e un nemico. Se invece continuano a non ascoltarci, noi possiamo investire. Cosa investiamo? Che ci facciamo mangiare tutto il pesce che abbiamo. Quindi
Io credo che la mia categoria sia oltretutto, le valli siano gestite da imprenditori che non hanno mai avuto paura di investire delle loro risorse personali, però dobbiamo avere la garanzia di poterci quantomeno difendere. Ecco, questo è quello che volevo dire, a fronte di un danno che non viene riconosciuto di fatto ad oggi. Allora, se non c'è qualcun altro che vuole chiudere o comunque aggiungere qualcosa? Un collegamento per domani mattina. Prego. Nel senso che la domanda attiene, le importazioni aumentano. A me sembra come la speculazione sulle energie, sulla benzina, sul gasolio, quella partita là. Cioè, la domanda attiene, le importazioni aumentano, c'è chi guadagna ma non sono i produttori. O davvero si lavora sulla catena, sulla filiera e si valorizza il prodotto dall'inizio della catena, oppure continuiamo a parlarci di tante cose ma non riusciamo a garantire quella marginalità ai pescatori, agli operatori e agli imprenditori che investono su questo settore. Domani so che c'è a Pila un importante appuntamento, credo che la presenza dei mercati ittici del Veneto, che sono dei mercati ittici importanti, possa essere un elemento su cui riflettere. C'è chi guadagna ma non solo i pescatori, questo è il problema. Quindi la teniamo come spunto per domani, dove si parlerà di sostenibilità a 360 gradi, un po' i temi che avete toccato anche voi. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro in collaborazione tra voi e con le istituzioni, questa è stata l'occasione. Vi faccio scendere dal palco, ma faccio salire invece Pietro Salvadori della Regione del Veneto per le conclusioni, poi passerò la parola anche all'assessore Corazzari, che vi ha ascoltato, è rimasto qui, so che doveva andare via ma è rimasto qui ad ascoltarvi, quindi poi a lui passerò la parola anche per rispondere a quello che avete chiesto. Io sono chiamato a fare velocemente le conclusioni, riepilogo un po' quello che è stato detto oggi. Il perno della giornata, uno dei perni è stata la carta ittica, di cui ricordo i 3 step fondamentali. 2, uno l'anno scorso, la sua adozione, adesso siamo appunto verso la conclusione e la approvazione da parte della Giunta regionale della valutazione ambientale strategica e in autunno prevediamo di concludere completamente l'iter. Della carta ittica ricordo diciamo una importante innovazione, che è quella di prevedere 4 comprensori gestionali che sono la Laguna di Caorle, la Laguna di Venezia, il Delta del Po a nord del Po di Maistra e quello al sud del Po di Maistra. Il gestore unico per ciascun comprensorio, appunto l'eventuale individuazione di questo gestore unico per ciascun comprensorio sarà definito, i criteri di individuazione saranno definiti dalla Giunta regionale entro la fine dell'anno, seguendo le direttrici già fissate dalla carta ittica. Un ulteriore elemento riguarda l'individuazione delle zone allocate per l'acquacoltura, ovvero la gestione all'interno dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, diciamo, la gestione dell'armonizzazione di diversi usi della fascia costiera delle zone appunto che sono ritenute maggiormente idonee alla localizzazione delle attività produttive. Un ulteriore elemento diciamo riguarda la gestione della salubrità del prodotto, e quindi in ambito di acquacultura, e quindi in questo senso si prevede il potenziamento, è previsto il potenziamento sia delle risorse umane che strumentali dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sia con riferimento appunto all'acquisto di nuove attrezzature che alla formazione e all'aumento del suo capitale umano.
finalizzato alla individuazione delle tossine DSP. Velocemente, scusate, ecco. Quindi oggi abbiamo messo insieme diciamo una serie di interventi, una serie di riflessioni che diciamo così riempiono i due piatti della bilancia, quello delle opportunità e anche quello delle criticità, delle problematiche che interessano questo settore, che riguardano questo settore, attraverso appunto un confronto. Allora, ok, allora sto parlando della necessità di investimenti sull'interramento e sulla vivificazione, in particolare con riferimento alle aree del delta del Po, alla tematica della marinizzazione della laguna di Venezia, che come abbiamo visto rappresenta una criticità, però ci sono anche prospettive che questo aspetto possa essere valorizzato positivamente, e il tema del rinnovo delle concessioni ai fini di acquacoltura. Altra tipologia di criticità riguardano le specie predatrici di cui abbiamo sentito parlare prima e la diffusione di specie alloctone che appunto diciamo così minacciano da un lato il prodotto, dall'altro le strutture di produzione. Un focus particolare nell'ultimo confronto è stato posto appunto alle specie itiofage, e quindi così all'esigenza di salvaguardare gli investimenti attraverso interventi sul controllo di questa specie. Una possibile misura compensativa è quella di riconoscere alle valli di pesca un supporto finanziario, una contribuzione per il miglioramento dei servizi ambientali ed ecosistemici. Altro aspetto. Altri aspetti riguardano appunto le minacce esterne, quindi la concorrenza dall'esterno e la necessità di diciamo così, implementare ulteriormente il valore delle produzioni venete attraverso la promozione e la sua valorizzazione. Abbiamo anche sentito su questo tema la necessità di formare il consumatore e di raccontare appunto il prodotto. Questo confermo che anche in altri settori ha contribuito ad aumentarne il valore, ad aumentarne la filiera del valore, la catena del valore. Integrazione con altri settori, in particolare con quello turistico, mediante appunto attività di diversificazione del reddito legate all'ititurismo e al pescaturismo, e comunque alla valorizzazione e l'integrazione col patrimonio culturale che insiste nel nostro Veneto. Altro elemento su cui è stato posta particolare sottolineatura è il ricambio generazionale, che di solito porta con sé anche un ricambio, un cambio di paradigma, cioè un salto di cultura nell'ambito del settore, quindi non è solo un'occasione occupazionale ma è anche un modo per rinnovarsi, e appunto la necessità di, diciamo, come si può dire, di diversificare il rischio mediante una diversificazione del reddito. Un ulteriore elemento che è stato sottolineato è il fatto che non c'è solo l'investimento, diciamo, privato, questo si appoggia su un investimento che ha più una natura così collettiva, che è quella appunto, che riguarda la tutela, la valorizzazione, la conservazione delle risorse naturali, con anche diciamo così, una
come si può dire, un proseguimento nel potenziamento delle attività di acquacoltura, quindi potenziamento di quelle infrastrutture che sono tipo schiuditoi, tipo manotterie, che sono appunto funzionali a questo obiettivo. Fattore che è stato raccontato oggi riguarda le infrastrutture, quindi il potenziamento del capitale in senso stretto, il potenziamento del capitale umano, sia con appunto così il coinvolgimento e il ricambio generazionale, ma anche mediante la valorizzazione del capitale umano esistente attraverso la formazione e la tutela di maggiori sicurezze sociali, come abbiamo sentito appunto negli interventi precedenti, e ultimo protagonista, la programmazione FEAMPA, che appunto si propone come moltiplicatore, come facilitatore degli investimenti, ma anche come valorizzazioni delle realtà locali. Ringrazio tutti. Grazie mille, ovviamente buon lavoro. Assessore Corazzari. Io volevo innanzitutto rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa prima giornata, a tutti i relatori, tutti i presenti che hanno ascoltato. Un ringraziamento particolare a chi ha lavorato nel tempo per la realizzazione di questi stati generali che si protrarranno nei prossimi giorni. Un grande lavoro l'ha fatto la direzione, dottor Salvadori, dottor Cherubini, Veneto Agricoltura, i nostri partners, la mia segreteria, insomma, mi pare che l'impostazione del primo giorno abbia avuto, oltre che un contributo in termini di conoscenza e di evidenziazione di quelli che sono dei problemi che sono stati rappresentati e che sono quelli su cui ci confrontiamo quotidianamente con il mondo delle associazioni di categoria, delle parti sociali. Abbiamo un tavolo blu, abbiamo sicuramente anche degli strumenti in termini di cabine di regia, di confronto, però è importante che vengano messi a sistema per definire, insieme all'evidenziazione dei problemi, quella che è la proposta in termini di contributo attivo, propositivo, che non è mai mancata, devo dire, dalla parte degli interlocutori del mondo della pesca. C'è sempre stata un'evidenziazione delle criticità, ma anche una proposta in termini di possibili soluzioni, e questo, devo dire, è un approccio che caratterizza il mondo della pesca e i pescatori in particolare. La difficoltà sta poi nella parte istituzionale e pubblica di riuscire a cogliere quel contributo di proposta e tradurlo concretamente, perché se io avessi potuto dagli primi anni in cui ho iniziato a occuparmi di pesca e di acquacoltura, soprattutto per la mia provenienza geografica delle aree, delle problematiche delle lagune del delta, se io avessi potuto fare tesoro ed applicare concretamente molte delle soluzioni che mi venivano prospettate da chi era nato in quei territori, aveva vissuto e lavorato e conosciuto particolarmente e puntualmente queste aree, bene, penso che una parte importante delle tematiche che sono state sollevate da questo tavolo forse non sarebbe risolta, ma sarebbe sicuramente avviata ad un tipo diverso di situazione. Ecco, ed è questo il concetto di fondo su cui io vorrei tendere, ovvero che serve una grande alleanza tra di noi, che serve uno stretto rapporto di collaborazione che ci rende più forti quando andiamo a parlare su altri livelli istituzionali, decisionali, e che ci dà la maggiore forza anche poi nell'affrontare i problemi puntuali, che sono ampi, vari tra di loro, tutti interconnessi, e che parlano di un settore che è un settore che ha delle ramificazioni e dei collegamenti strutturali e forti con tutto il nostro sistema economico, in particolar modo legato al mondo del primario e di tutto quello che è l'aspetto della filiera della commercializzazione, e che ha una ricaduta importantissima anche in termini di immagine, di conoscenza, di capacità di comunicare.
Noi dobbiamo essere bravi a fare anche questo, ed è un po' l'ambizione che abbiamo con questi Stati Generali della Pesca, un po' perché abbiamo voluto mettere sul tavolo tutte queste tematiche, perché dobbiamo far capire l'importanza che questo settore ha per il consumatore, per il cittadino, per la nostra comunità, parlando di Veneto, ma lo stesso si può dire a livello nazionale, perché laddove c'è una pesca, è un mondo della pesca fatto di persone che possono lavorare serenamente e guardare serenamente al loro futuro, vi è un miglioramento a 360 gradi in tutta un'altra serie di tematiche, partendo da quelle ambientali e arrivando fino sulla tavola dei nostri consumatori. Ecco, quindi detto questo, io do l'appuntamento alle prossime giornate. A domani saremo nel comune di Porto Tolle, c'è il sindaco, lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza, saremo a Pila, dopodiché proseguiremo, domani parleremo in particolar modo di sostenibilità, tema che racchiude diverse considerazioni di estrema attualità, e saremo a Caorle il giovedì e chiuderemo a Venezia. Grazie veramente per il vostro contributo e appuntamento a domani. Grazie Assessore anche di essere rimasto con noi e grazie anche per i prossimi giorni. Io vi ringrazio, vi ricordo appunto il Libro Bianco della Pesca che potete prendere all'uscita, e per i giornalisti se vogliono accomodarsi fuori. E adesso intanto buona prima giornata e ci vediamo domani.